rivisto Davide, ho visto la montagna, ho rivisto Davide, non c'era più. La tragedia della Marmolada, 3 luglio 2022, la valanga di ghiaccio e roccia che si stacca, travolge e trascina via con sé 11 alpinisti. Manuel Zarpellone, Giorgia Lorenzato, anche in memoria dell'amico Paolo Dani, guida alpina e componente del soccorso alpino, una delle vittime, tornano sul posto, raccolgono nuove immagini ma soprattutto ascoltano i soccorritori. Quando vedi le persone sui ghiacciai che si muovono, devi andare, no? Per rendere omaggio a una figura come Paolo dovevamo raccontare il mondo del soccorso alpino. Quelli del soccorso alpino ci hanno detto subito: se vi chiamiamo mollate tutto e scappate di corsa. Dio, cercalo, Ale, su. C'era una grande sofferenza. Con Giorgia abbiamo scelto di andare veramente come fossero dei familiari quelli che andavamo a incontrare. Molta leggerezza, è stata questa la nostra, credo, cifra nell'aver messo a nudo una verità che è il dolore di queste persone, senza scavare però nel dolore. Meravigliose, persone che ci hanno veramente fatto scoprire cosa vuol dire aiutare gli altri e quello che significa anche essere una comunità di montagna. Il racconto di una pagina terribile che restituisce però una montagna pregna di umanità e sensibilità. 38 le interviste realizzate, 3 mesi di riprese. Il documentario, presentato all'ultimo Trento Film Festival, ha vinto il Leone di Vetro 2023. Inizia ora il suo viaggio nelle sale del Veneto. Si parte con Castelfranco. Sa se ci saranno i familiari di Davide ed Erika? Sì, saranno, sono stati invitati, sì, e quindi, ma non solo, ci saranno anche i familiari di Gianmarco e di Emanuela, quindi, e poi chiaramente abbiamo rivolto diciamo, l'invito a tutti i nostri soci. Mi pare di capire che la sala è già piena. La sala del cinema Esperia farà fatica a contenere tutte le persone che vorranno, con la loro presenza, rendere omaggio alla grande macchina dei soccorsi della Marmolada. Ed è stato veramente toccante dal punto di vista umano. Non ci si abitua alla fine, poi si porta tutto a casa. Buongiorno, buongiorno. Direte com'è partita questa mattina Mirella con questo buongiorno? Per far capire la fragilità del nostro territorio. Questo territorio meraviglioso che molti ci invidiano, non a caso abbiamo dei numeri di turisti anche stranieri incredibili, però abbiamo questa fragilità che qualcuno non riesce a capire, eppure gli esperti parlano chiaro, attenzione, attenzione, ma tutto il territorio è fragile, da nord a sud, da est a ovest, il Besti vale, ma fragilissimo. Ne parleremo questa mattina con degli ospiti veramente importanti, perché parleremo di questa raccolta in un libro, le più belle storie di conservazione dell'originale patrimonio ampelografico del vino italiano. Dalle Alpi alla Sicilia, si intitola 100 custodi per 100 vitigni, la biodiversità viticola in Italia, e il gruppo del libro si chiama GRASPO, ovvero Gruppo di Ricerca Ampelografica per la salvaguardia e la preservazione dell'originalità e la biodiversità viticola. Volume che sarà stato presentato al Vinitaly. Ne parleremo questa mattina con Luigino Bertolazzi, enologo in pensione, che ringrazio. Buongiorno Bertolazzi, grazie di essere qui. Buongiorno Mirella. E saluto anche Vincenzo Allegra, non a caso l'ho messo assieme, ristoratore e vicepresidente Appe Padova, Associazione Provinciale Pubblici Esercizi. Grazie anche Allegra di essere con noi. Allora, Bertolazzi, parliamo proprio di lei. Questa è una passione per arrivare alle radici, alle nostre origini. Questo vino messo molto in discussione, c'è chi dice che è molto buono, c'è chi non si fida. Com'è la situazione? Questi vitigni veramente autoctoni che abbiamo, ma se non ci fosse voi avremmo perso anche quelli. Si può bere solo Prosecco. In Italia? Prego. Ma no, io direi che il Prosecco rappresenta una realtà economica di primo grado per quanto riguarda il Veneto, e quindi su questo non ci piove. Però quello che stiamo facendo nasce da un desiderio che viene da lontano. Aldo Lorenzoni, insieme con me e con Giuseppe Cazzereri, un altro gruppo di persone, già negli anni 2000 era la ricerca dei vigneti, parliamo storici, i vigneti della montagna, i vigneti dove in condizioni estremamente difficili la vite si era sviluppata. Parliamo
di una zona che è famosa per un parroco che aveva creato dei sistemi di cura con le erbe, Sprea, il parroco di Sprea, sui Lessini veronesi. Lì a 700 metri di altitudine abbiamo trovato un vigneto. Ci è parso strano, e dall'analisi ampelografica, dall'analisi col DNA, perché non dimentichiamo che le osservazioni fatte prima da valentissimi studiosi, perché l'ampelografia è la scienza che studia la forma del vegetale, il vegetale in questo caso vite, e la classifica, alle volte aveva delle sinonimie. Con il DNA questo è sparito. Il DNA ha reso il mondo più piccolo, però lo ha reso anche molto più interessante, perché è possibile subito entrare al centro del problema. Lì in questo vigneto, dove a 700 metri di altitudine esisteva un'economia circolare, quella sì in senso vero, che fino ai primi del Novecento si è mantenuta, dove facevano il vino come potevano farlo, dove facevano la lana, dove facevano i tessuti, facevano il ferro, era un'economia molto così vicina di sussistenza, molto importante. E abbiamo trovato questa varietà, la Pavana. Pavana, che è una varietà della collina della Valsugana, del Feltrino, della zona del Bellunese. Quindi ci è sembrato interessante andare avanti con questa ricerca. Questa ricerca ci ha portato poi a fare delle altre analisi del DNA e scoprire che questo archeo vigneto, che adesso è poco più di 1000 metri, 1500, prima era 10.000 metri e serviva a tutto il comprensorio della Lessinia, sia veronese che vicentina, abbiamo trovato 5, 6, 7 varietà, alcune addirittura incredibili. E a tal riguardo lei mi può chiedere, ma il DNA abbiamo avuto la fortuna di avere le istituzioni, il CREA che ci è stato vicino, Diego Tomasi prima, Daniele Migliaro, la Manna Crespante. Quindi tutto questo materiale, man mano che arrivava e si scopriva che parte di questo materiale non era iscritto alle banche del DNA, creava in noi delle sorprese incredibili e anche dei moti così di grande soddisfazione, perché, ripeto, ci sembrava strano, dopo aver lavorato per più di 40 anni nel settore, io all'interno di una grande cooperativa nella seconda parte della mia attività lavorativa e prima come consulente, e Aldo come direttore del consorzio dei Lessini Durello del Soave, non aver trovato traccia di queste viti. Poi le racconto un'altra cosa, tutto questo lavoro viene in qualche maniera anche poi aiutato da un tantan, perché dicono quelli lì sono quelli che cercano le viti dimenticate, e allora arriva una segnalazione, arriva un'altra e cominciamo a scoprire delle varietà. Anche a Soave abbiamo trovato 2 varietà assolutamente interessanti, sconosciute nella Banca Internazionale del DNA. Poi, siccome a noi non piace farla semplice, noi nel nostro statuto non scritto ci siamo detti non parleremo mai di vitigni dei quali non abbiamo il vino, e quindi noi facciamo le microvinificazioni. E siamo partiti nel 2019 con 10 microvinificazioni per arrivare quest'anno a farne 100 microvinificazioni. Senti, in un momento noi che si parla di globalizzazione, si fa un minestrone un po' di tutto. Ecco, l'importanza invece di salvaguardare, di conservare questo territorio che veramente, se l'avessimo rispettato di più, che avessimo capito l'importanza della biodiversità, ecco, forse non avremmo fatto i danni che qualcuno ha fatto. Cosa ne pensa? Perché è tutto un grande lavoro, ma poi chi è che conserverà? Cioè il dopo, perché tanto lavoro ma il dopo, su questa Italia di furbetti, cosa mi dice Bertolazzi? Allora lei ha messo il dito, io ho fatto un preambolo un po' lunghetto, però cos'è che ci ha impressionato? Perché la microvinificazione? La microvinificazione serve per valutare organoletticamente i prodotti, se no che senso ha? E quindi noi con questo, già da 4 anni abbiamo i vini, possiamo dire questo è un vino che ha una sua importanza, può avere una sua importanza e può avere una sua collocazione. Collocazione dove? Allora, se a 700 metri, se ci continuano a dire che il riscaldamento globale ci porta ad alzare le quote di coltivazione, non possiamo immaginare che tutti i vigneti che abbiamo in pianura possono andare in montagna, andremo a distruggere quel poco che è rimasto.
Se invece noi facciamo un ragionamento inverso e troviamo che laddove c'era viticoltura che è stata abbandonata perché la ricerca del lavoro, la ricerca del pane ha fatto scappare dai monti i nostri montanari, e troviamo delle varietà che hanno forti identità e ricchezza dal punto di vista della conservazione della forza acida e quindi della capacità di durare, possiamo anche immaginare, Mirella, di prendere queste viti un domani e magari farle scendere a quote più basse. Non sempre andare sul paradigma ma c'è caldo e allora andiamo dove c'è fresco, ma troviamo una varietà che abbia delle resistenze al caldo e la portiamo giù. Non sempre più in alto, ma a mezza via, un po' più in basso. A mezza forse... via, ma addirittura e poi tutte queste varietà sconosciute, ma non lo dico io che non sono uno specialista, ma ce lo dice il CREA, sono dei giacimenti di biodiversità e di ricchezza in germoplasma. Per cosa? Per le ricerche future, per le ricerche di varietà che possono avere caratteristiche che siano utili nel senso di basso bisogno di acqua, forte caratterizzazione dal punto di vista della resistenza alle fitopatie, conservazione di una freschezza acida. E quindi noi abbiamo individuato proprio così una battuta: vitigni del passato per i vini del futuro. Perché? Perché non ci sembrava giusto non andare a vedere cosa avevano di sbagliato, perché erano stati abbandonati. Allora, sentiamo anche cosa ne pensa Vincenzo Allegra, ristoratore e vicepresidente APPE, Associazione Provinciale Pubblici Esercizi, per quanto riguarda il vino. Questo turista che arriva, mangia, ma sorseggia, se è un buon intenditore, questo vino meraviglioso. Però dopo ci troviamo, scusa Allegra se glielo dico, che delle volte dico: ma che vino ci hanno portato qua? Cos'è sta storia? Che non costa poco. Lei sorride, ma è vero, si spende più sul bere che sul mangiare alla fine, quando guardi. Cioè c'è la consapevolezza, non di tutti, ma di molti ristoratori, di abbinare la qualità anche al prezzo, direi io, visto il momento drammatico. Oppure qualcuno sta giocando sul business? Perché io capisco che ci sono brave persone come lei che rappresenta anche i ristoratori, però come in tutto ci sono sempre i furbi e quando ci cadi dentro ci rimane male e poi ne pagano le conseguenze tutti gli altri e poi li etichettiamo. Ecco, questa storia che ha raccontato Luigino Bertolazzi, che stanno cercando di far capire l'importanza dei nostri vitigni, di questi vini meravigliosi che avevamo e qualcuno si è dimenticato perché il business è andato da un'altra parte, perché di quello che si parla, il Vinitaly è una dimostrazione, no? Posso dire che non sto dicendo la verità. Cosa ne pensa Allegra? Prego. Diciamo che, insomma, adesso come al solito purtroppo c'è sempre magari la pecora nera che sporca un po' il gruppo, però insomma sono veramente pochi quelli che lavorano in un modo non giusto e corretto, fanno forse più rumore quando in realtà magari il 99,9% degli altri sono tutte quante persone che lavorano in modo giusto, corretto e rispettoso dei propri clienti, quindi insomma io mi focalizzerei su quella parte. Dopo logicamente la clientela si sposta quando si accorge che qualcuno non è così corretto, ecco. Per quanto riguarda il vino, il signor Luigino Bertolazzi è colui che lo trasforma, che parte dall'uva, parte dal vitigno per poi portare nelle nostre tavole la bottiglia finita, e poi il nostro compito è quello di venderlo ai nostri clienti e far capire cosa c'è dentro quel bicchiere, che non è solamente un liquido alcolico, ma dietro ha un mondo di coltivazione, di esperti, di amore per la viticoltura, per la montagna, per la pianura, insomma, dove c'è vite c'è passione, sicuramente c'è. Io penso ai Colli Ugani, qui noi abbiamo la Pinella, che è un vino a piede franco, uno dei pochi rimasti in Italia. Sono tanti i vini antichi che non si usano più. È vero, purtroppo le mode, l'economia poi ci
ci focalizza sempre su poche culture, come il prosecco, che ormai è diventato un must dappertutto, ovunque, ma possiamo anche pensare nell'agricoltura al frumento. Si fa tutto quanto ormai con un solo tipo di frumento, il resto viene dimenticato e quindi non si pensa al senatore Cappelli, al Corosan, ce ne sono una valanga. È un problema un po' di marketing, un problema un po' di seguire la moda. I ristoratori, i ristoranti hanno anche questo compito, quello di andare a ricercare i prodotti e portarli sulla tavola dei propri clienti, anche per fargli provare cose diverse, altrimenti ci standardizziamo e potremo vendere tutti quanti prosecco in un'unica soluzione. A quel punto potremo fare un vino standard e non ci sarebbe più niente da raccontare. Invece la ristorazione e il ristorante è racconto di quello che viene fatto, della scelta che fa il ristoratore di interfacciarsi con l'enologo, col produttore, con l'allevatore, col contadino. Stiamo vedendo le immagini del Vinitaly Allegra per far capire, ecco, l'importanza di questa manifestazione, dove la politica c'era tutta là, non mancava neanche uno. Funerali che val poco, i matrimoni, ma al Vinitaly va tutti là. Ma perché il mondo del vino muove svariati miliardi sia in Italia che all'estero, e quindi è un mondo importante economicamente, ma è anche un mondo importante perché ci porta indietro alle nostre radici. Il vino ha accompagnato questo paese in lungo e in largo, è veramente un elemento che fa festa, che unisce le persone. Quando pensiamo a un momento di gioia lo abbiniamo a una bollicina, lo abbiniamo a una bottiglia che viene fatta, quindi insomma è veramente fondamentale e importante. Quello che fa il signor Luigino è estremamente importante perché ci riporta ad assaporare vini che solitamente si fa fatica a trovare. E poi dopodiché, se questo viene abbinato a una buona conoscenza con chi poi lo deve mettere a tavola, è un elemento fondamentale. Raccontare una storia su un prodotto è un modo per farlo conoscere, per farlo apprezzare a chi poi si siede a tavola nei nostri ristoranti per mangiare e per bere. Abbiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Quanto riguarda il vino, noi in Italia non siamo secondi a nessuno, perché abbiamo il Piemonte con i suoi bei baroi, abbiamo il Veronese con gli amaroni, abbiamo vini importanti e buoni, va bene, e fatti bene. Dopo il prosecco è un vino, perché non è un vino da pranzo, è un vino da aperitivo, da mangiare addosso a te, o un tocchetto, un antipastino, ma adesso è il vino. Quello che fa il vino non neanche la uva adesso. Io non una volta faceva il vino in casa i contadini, non parlo di Dio, non era uguale, però era vino sicuro. Adesso io non, giustamente faccio mestieri da portare l'Italia il vino in alto, ma se non tu sei enormi, è prosecco, guarda da Puglia, parte tanta che a uva da tavolo in scombon e gli fa il prosecco. Gli remena tutti i vini, impasta, fa di tutto sul vino, patini coloranti, robe, gusti, di tutto. Non c'è più, adesso il vino bon c'è proprio l'amarone, a Verona si trova il vino bon. In Piemonte, ma c'è bottiglia che costa minimo 100 euro l'una, voglio dire. E se ti va sul ristorante, che ti va a mangiare, ti darai carta di vini, no? Col pesce, e ti sa da sapere. Cosa che tipo tu magari siamo in 4, ne compriamo tu una bottiglia da 100 euro, per cavarci a voglia, mi spiego. Però ben spesi, no? Perché su quelle bottiglie, tanto che stai andando l'uomo del chi che se ne intende a fare il vino, va bene, ti dà anche a voglio dire, no? E dopo chi se lo compra, come me, va dagli altri che lo beve. Però è giusto che questi vini abbia i prezzi, va bene, perché nel mondo siamo conosciuti più per questi vini che per il prosecco, perché non c'è solo che poveretti al mondo, che c'è gente che stende anche a fare una bottiglia di Amarone, 1.000 euro, 2.000 di annata, e ti ha capito Mirella.
Grazie Rinaldo, molto chiaro l'importanza di capire anche di bere bene. Cos'è che preferisce il turista quando viene nei vostri ristoranti? Che vino beve? È vero il prosecco, ma conosce i rossi, i nostri meravigliosi rossi, che abbiamo un po' abbandonato, ne parlavo con Polegato della Coldiretti. In effetti sono stati abbandonati perché il business era tutto sul prosecco, parliamoci chiaro. Però questi vitini meravigliosi, il Merlot, il Cabernet, il Refosco, il Raboso, per fortuna che ancora c'è qualcuno che ci crede, dico io, perché sennò c'è la mia biodiversità. Prego Allegra. Guardi, insomma, dipende anche un pochino da cosa offre il ristorante. Insomma, se è un ristorante di pesce, abbinarci un vino rosso si può fare, perché ci sono dei vini che si possono abbinare anche col pesce, si usano vini giovani. Se invece dobbiamo utilizzare, cioè, è ovvio che un ristorante di pesce un po' tira sul bianco, ma ci sono altri locali che invece si specializzano sulla carne e quindi lì logicamente il ristoratore è più portato a presentare vini rossi. Quindi diciamo che il fatto che il prosecco sia diventato una moda, sì, prima lo spettatore diceva se è un vino da Sardè, insomma ci sono prosecchi e prosecchi, c'è il vino da Sardè come c'è il rosso da abbinarci un prodotto che non sia squisitamente delicato, particolare, insomma ogni pietanza ha il suo abbinamento. Gli stranieri dipende anche dal tipo di straniero, ci sono stranieri che apprezzano di più bere rossi o preferiscono bere fini fermi, bianchi, insomma. Ma il rosso più gettonato, parliamo anche del suo rosso, poveretto, il rosso magari un po' più gettonato, qual è Allegra? Allora, io sono un po' un locale un po' particolare perché facciamo cucina siciliana e quindi io utilizzo molti vini del sud e soprattutto della Sicilia, quindi Neri d'Avola, Nerello Mascalese, insomma cose particolari. Ecco, vedi, sono vini che solitamente qua si utilizzano meno eppure da me vanno perché c'è mio fratello che è il sommelier del ristorante che ha una passione per i rossi e di conseguenza, anche se principalmente facciamo pesce... Un abbraccio a suo fratello intanto Allegra, un abbraccio a suo fratello, sono felice, prego. E quindi quando si trova quando abbiniamo qualcosa con la carne, logicamente presenta il nostro vino rosso. Ecco, è il nostro mestiere questo, cioè far provare cose un po' differenti. Perché è vero che dopo c'è una certa moda che porta a orientarsi sui vini di grido o quelli più conosciuti, quelli che si sentono per televisione, nelle pubblicità. Ecco, l'enologo, il sommelier ha questo compito, quello di dire, perfetto, fammi capire cosa ti piace, io provo a trovare nel ventaglio di bottiglie che ho nella mia carta qualcosa che secondo me, in base a quello che mi stai dicendo, riesco ad abbinarlo alle tue caratteristiche e così si vengono a scoprire vini, tipologie un po' diverse. Ecco, è questo il nostro compito, far capire, far conoscere prodotti che solitamente magari non si sarebbero assaggiati perché non si conoscono. E questo lo trovo molto corretto perché vuol dire professionalità soprattutto. Veramente una quantità impressionante, si potrebbe veramente non riuscire mai a berli tutti in una vita. Avete capito? Ecco, abbiamo Adriana da Crocetta, poi continuiamo. Vai Adriana. Ciao a tutti, io vorrei dire una cosa, a me piace il bianco, il rosso e anche il verde, però sto pensando a una cosa, qui vicino ci sono solo vigneti, c'era coltivazione di colza, di frumento, di grano turco, tutti i vigneti dappertutto, mi sembra un'esagerazione. Perché noi non lo beviamo tutto, c'è la Francia che è una nostra, voglio dire, che produce anche lei magari più buono del nostro. Va bene, scusate. No, hai fatto bene Adriana a dire quello che pensi. In effetti c'era un articolo anche l'altro giorno di un ulteriore sbancamento in collina per piantare il prosecco. Allora Bertolazzi, ecco, come commenta le parole di Vincenzo Allegra, questo fratello invece che capisce l'importanza di questi vini, ecco, di saperli anche apprezzare dal turista che arriva, che non li conosce. È là che è la carta vincente anche del nostro territorio e dei nostri ristoratori. Prego Bertolazzi. Allora, siccome con la nostra attività abbiamo anche rapporti con le università, quest'anno abbiamo fatto un rapporto proprio scritto, abbiamo fatto un'attività insieme con l'Università di Catania
Ecco, sull'Etna, Allegre, il fratello lo saprà senz'altro, c'è l'Etna superiore, che è uno dei territori che negli ultimi 20 anni è diventato da territorio abbandonato territorio importante, territorio attrattivo di tutta la Sicilia. Il bianco dell'Etna è diventato insieme con Nerello Mascalese, con altre varietà. Per cui e là stanno facendo una cosa, hanno chiesto il nostro aiuto perché ci hanno mandato su 11 varietà di uva che abbiamo microvinificato per loro e presentato a Vinitaly. Perché questo lavoro, Mirella? Perché noi vogliamo vedere se ci sono le potenzialità e quindi poter salvare qualcuno di questi vitigni e magari darli a un custode, una persona che li coltivi, che ne faccia 2, 3, 5.000 bottiglie, che vadano a arricchire il suo racconto e nel contempo salvino questa varietà. Perché nell'ultimo libro abbiamo messo 100 custodi e già nel secondo avevamo messo l'accento sul custode, perché mi lasci dire il custode, le dico 2 nomi, Antonio Tebaldi e Lino Forner. Lino Forner è il titolare di Pat del Colmel, vicino a Asolo. Lino Forner ha salvato la Recantina quando lui con la Recantina mi diceva, c'era una disperazione, mi diceva, perché prendevo 80 lire del Cabernet, del Merlot e 20 della Recantina. E allora un giorno mi sono arrabbiato, tagliato, ma non ce l'ho fatta tagliare tutto, ne ho tenuta una parte. Oggi la sua Recantina, rivisitata, riscoperta con Severina Cancellier, è un vino veramente molto interessante e identitario di quel luogo. Quindi se uno va nell'Asolano e vuol bere un rosso importante, va da Lino Forner, prende la Recantina. In Soave, per dirle, noi abbiamo la Garganega. Nessuno sapeva che ci fosse una varietà a bacca bianca che noi abbiamo nominato Brepona e che abbiamo portato all'iscrizione al registro nazionale, che da 4 anni vinifichiamo, assolutamente interessante, piacevole, buona, ma senza se e senza ma, in tutti gli areali, pianura, collina, tardiva. Quindi ci siamo chiesti, ma perché? Perché probabilmente l'omologazione, come diceva prima, quindi un solo tipo, una sola varietà, era più comoda e questo tipo di omologazione ha portato quasi a un'estinzione di quella che era la biodiversità viticola. Ecco che allora andarla a riscoprire, perché ricordiamoci bene, gli istituti di ricerca, soprattutto al CREA di Conegliano, le hanno tutte queste varietà nei campi catalogo, non hanno buttato via nulla. È nella coltivazione che queste sono sparite, ma nei grandi... Scusa Saberto Lazzi, è la cosa più importante la coltivazione e la conservazione di questi vini. Il senso del nostro lavoro è quello di cercare persone, e ne abbiamo trovato in tutta Italia parecchie, che credono in queste cose, non 100.000 bottiglie, ma 3, 5, 10, 20.000 bottiglie che possono diventare un racconto interessante e per il consumatore un di più per allargare quello che è la sua piattaforma del gusto e della conoscenza di quella che è la possibilità enologica italiana. Allora andiamo a vedere anche questo servizio Vinitaly Oriente, poi lo commentiamo con i miei ospiti. Notte dove ammetto che insomma abbiamo dormito poco e mi sono sentito anche con il Presidente del Consiglio, con il Ministro della Difesa, perché sono molto preoccupato perché purtroppo la situazione peggiora di mese in mese e quindi anche da qui il mio appello a tutti è il senso di responsabilità, di prudenza e soprattutto a lavorare in maniera sempre più decisa per la pace, perché lo dobbiamo, penso, a tutte le persone, ma anche per il futuro dei nostri figli. Le parole del Presidente della Camera, il veronese Lorenzo Fontana, esprimono la preoccupazione di tutta la politica per la situazione in Medio Oriente. L'incursione nella notte tra sabato e domenica dell'Iran con droni e missili lanciati verso Israele cambia il programma del Vinitaly. Presente il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, che sottolinea più volte che l'unica soluzione per la pace è una de-escalation. Continuiamo a lavorare per la pace, il nostro primo obiettivo è quello. Per raggiungere la pace bisogna avere una de-escalation, l'attacco iraniano da un punto di vista militare non ha raggiunto
obiettivi che si era prefissato, sono stati abbattuti quasi tutti i droni e i missili, un paio di missili hanno raggiunto una base aerea israeliana in mezzo al deserto con danni molto relativi. Tutti gli italiani nell'area stanno bene, ha sottolineato il vice premier Tajani, anche i 1100 militari di stanza tra Israele e il Libano. Il commercio estero è fondamentale per l'economia italiana, rappresenta il 40% del PIL nazionale. I venti di guerra possono solo danneggiare il nostro export. Con il ministro Lollobrigida e d'intesa con il Ministero degli Esteri abbiamo attivato già qualche settimana fa una task force che sta monitorando quotidianamente le potenziali conseguenze sul nostro sistema produttivo dal blocco o comunque delle difficoltà delle navi a passare dal Golfo Persico e quindi dal Canale di Suez. Per il momento le conseguenze sono molto contenute. Le conseguenze sono molto contenute, stiamo parlando di un turismo che manca, perché manca, lo dicono gli addetti ai lavori. Sentiamo anche cosa ne pensa Vincenzo Allegra, lui rappresenta i ristoratori, questa preoccupazione che c'è, questo cambiamento che abbiamo visto anche noi nel nostro territorio, perché quelli che spendono, anche i russi, mancano, questa è la verità. Com'è la situazione? Come la vedete voi? Com'è questa apertura di stagione primaverile, Allegra? Ma diciamo che insomma, i venti di guerra un po' logicamente ci precludono determinati segmenti di turisti, soprattutto nel nostro caso, soprattutto anche in Veneto, i russi facevano una parte importante del PIL, però abbiamo visto il ritorno di altre nazionalità, soprattutto americani, francesi, inglesi, quindi insomma si è perso un po' da una parte, si è recuperato un po' dall'altra, quindi insomma il movimento c'è, insomma, l'inizio non è così pessimo, anzi possiamo dire che rispetto anche al periodo pre-Covid stiamo crescendo. Ovviamente paghiamo lo scotto della problematica dell'aumento del costo delle materie prime, il problema di cercare il personale per gestire i picchi di lavoro. È vero anche che il lavoro si è concentrato principalmente sul fine settimana, tante attività per andare a sopperire la situazione sia del fatto che il lavoro si concentra nel fine settimana, sia il fatto che si fa fatica a trovare personale, magari hanno deciso di chiudere più giorni a settimana, che ne so, il lunedì e il martedì stanno chiusi, perché tengono chiuso a pranzo, aprono la sera, quindi i ristoratori hanno trovato delle escamotage per riuscire a diminuire un po' i costi per rimanerci all'interno. Non è facilissimo, la situazione è un po', non dico difficile, ci comporta l'aumento generalizzato di costi sui tassi di interessi e discorrendo, ci crea un po' di difficoltà, però insomma la stagione si sta aprendo bene, la voglia di uscire c'è, la voglia di visitare l'Italia, di vederla rimane. Siamo un paese estremamente attrattivo sotto questo aspetto, quindi insomma non me la sento di dire male, non me la sento di dire anche bene, ma insomma non la buttiamo in drastico, perché insomma le cose non sono ancora così drastiche, grazie a Dio. Lavoro ce n'è. Siete preoccupati, Allegra, di questa situazione, oppure cercate anche voi di essere ottimisti, perché non è un momento veramente felice, diciamoci la verità, perché io quando sento dire va tutto bene Madama la Marchesa mi sento un po', insomma, diciamoci la verità, perché mancano il personale, l'ha detto anche lei, le materie prime aumentano, pochi soldi nelle tasche dei cittadini, perché è anche la verità. Ecco, cos'è secondo lei che bisognerebbe fare in questo paese meraviglioso? Ripeto, siamo musei a cielo aperto, l'enogastronomia è la più forte assoluta e la più buona nel mondo, perché lo dicono tutti. Ecco, i nostri prodotti veramente, specialmente le nicchie di prodotti, sono meravigliosi. Cos'è che manca secondo lei, Allegra? Perché noi dovremmo vivere di turismo, di agricoltura, di questo dovremmo vivere. E invece non riusciamo ancora a capire l'importanza della biodiversità, ma capiamo l'importanza del cemento, non capiamo l'importanza di accompagnare anche questo turista che arriva su questo cielo stellato, che è un museo a cielo aperto anche all'interno. Chiudiamo alle 6 di sera i musei, alle 5 di sera, sempre perché non si investe, non c'è personale.
a mezzanotte non c'è neppure più il treno che parte da Venezia per portare... Cioè capisce che facciamo fatica a capire dove qualcuno vuole andare a parare. Prego. È un sistema un po' difficile, effettivamente su alcune cose si potrebbe assolutamente migliorare. È ovvio che un momento come questo, dove ci si guarda intorno, si sveglia la mattina, si accende la televisione e si sente che hanno sparato qua un razzo di lana, insomma sicuramente non dà fiducia e un po' di timore lo mette. Logicamente poi le guerre sono momenti in cui una parte di popolazione non si muove più, nel nostro caso, come ho detto, i russi che erano importanti nella nostra economia veneta, ahimè li abbiamo persi già da un bel pezzo. C'è anche da dire che è vero che l'Italia è un paese bellissimo, lo sappiamo perfettamente, ma vivere solo di agricoltura, di turismo non è facile, non possiamo semplicemente... Per forza non abbiamo investito, è logico che non è facile, scusa Sì, però ad esempio, l'abbiamo visto con il Covid, abbiamo deciso di un po' dimenticarci il comparto primario e col Covid ce ne siamo accorti, non eravamo più in grado di farci noi le mascherine o prodotti basici, perché ormai ci siamo talmente specializzati che facciamo solo cose importanti, invece poi dopo te ne accorgi nel momento di difficoltà che anche la cosa semplice in quel momento ti serve. Quindi abbiamo bisogno di un po' di tutta l'economia per portarci avanti. Cosa si potrebbe fare? Si potrebbe fare tanto di più, è vero, è brutto quando ti capita il turista che ti dice ma vorrei andare a farmi un giro, che ne so, in centro, ma la parte turistica, magari i musei non li trovi aperti. Ci sono città che hanno più vocazione turistica, alcune che ne sono un po' meno. È anche vero che tenere aperto un museo per far visitare da poche persone è antieconomico sotto un certo aspetto. A volte dovremmo anche capire che anche l'antieconomicità col tempo la si ripaga, perché dopo a un certo punto il turista vede che una città è sempre disponibile, aperta, e ci va molto volentieri. Padova da quando è riuscita ad avere altri siti UNESCO ha avuto un boom di richieste e di arrivi internazionali. Gli ultimi 2 o 3 anni sono stati veramente importanti. Non a caso, vero, perché ha tenuto aperto, ha investito su queste aperture ed è importante. Andiamo in pubblicità. Siamo con Luigino Bertolazzi, enologo in pensione, e Vincenzo Allegra, ristoratore e vicepresidente APPE Padova, Associazione Provinciale Pubblici Esercizi. Adesso chiederei a Bertolazzi questa passione, questi 3 amici che stanno scoprendo la biodiversità vinicola. I giovani, ecco, questa passione, lei la riscontra anche sui giovani? Abbiamo queste scuole importanti, prego. Allora, i giovani hanno bisogno di avere stimoli e essere seguiti. Perché? Perché gli si è fatto credere che bastava avere il titolo di studio per avere un lavoro importante, una remunerazione importante. In realtà, come dice lei, no, forse da un po' di tempo non è più così, cioè anche le remunerazioni non sono più a livello di un tempo, le soddisfazioni economiche. E con l'avvento del web e con l'avvento della comunicazione, del collegamento continuo, il tempo per fermarsi un attimo, relazionarsi, coltivare delle passioni è occupato da un sacco di altre cose. Noi quello che vogliamo, che stiamo cercando di fare anche coinvolgendo i ragazzi giovani, abbiamo nel nostro gruppo un ragazzo che ha 23 anni, speriamo che continui a essere interessato a quello che facciamo, per questo libro c'è stato, però quello che vogliamo, che cerchiamo di fare, è trovare forze giovani che vengano, che si interessino, che facciano. E dov'è che secondo voi dovete andare a parare? Anche presentando questo libro che facciamo vedere, Bertolazzi, vediamo il vino che avete presentato anche al Vinitaly, eccolo qua, prego, si intitola? Ecco. 100 custodi per 100 vitigni, e però le faccio vedere la pagina 2. Questa è una piantata centenaria storica che si trova ad Urbana, in provincia di Padova, perché seguiamo anche le sistemazioni storiche, cioè tutto quello che è andato perso.
E quante cose abbiamo perso, quanti vitigni, ma per superficialità, per noncuranza, perché si è perso questo patrimonio che veramente potrebbe dare là tanto altro vino eccezionale? Allora io le dico che quando sabato prossimo io sarò a Conegliano perché festeggiamo i 50 anni del diploma, quindi ecco. Quando andavo a scuola io mi dicevano: guardate ragazzi che voi dovete imparare a costruire, a fare, a produrre, a conservare un vino che sia servevole, piacevole e stabile. Stabile cosa vuol dire? Stabile nel gusto, stabile come nella qualità, nel tempo. Ecco che questo ha portato a cosa? Ha portato a una semplificazione dei modelli. La semplificazione dei modelli principale è quella del vigneto, no? Se noi andiamo a eliminare tutte le diversità, creiamo un'omologazione del gusto. In più, questi vigneti di una volta erano vigneti multivarietali. Perché? Perché il produttore di allora prima prendeva un'uva, la vinificava e vendeva prima quel vino lì, poi un altro. Nei vigneti moderni questo non è più possibile, però sarebbe possibile prenderle e farle in lotti simili. Per esempio, laddove in un vigneto c'erano 6-7 varietà diverse, che venivano raccolte in epoche diverse, si può suddividerle e andarle a vinificare. Certo che con più referenze hai in cantina, più referenze parlo, più qualità e più tipologie di vinificazione, più ti complichi la vita. Però hai anche in mano il metro con il quale poter dire, beh, se non va una cosa ho subito pronto l'altra. E quindi conservi è un'opera di manutenzione. Con questo mi ricollego a quello che diceva lei all'inizio del territorio fragile, e con questa opera di manutenzione, nel nostro caso delle varietà, noi evitiamo di portarci a casa tutte le fragilità delle grandi varietà che hanno riempito il nostro areale, che adesso hanno qualche problemuccio per quanto riguarda la flavescenza dorata, per quanto riguarda altre malattie, e si è alla rincorsa del vitigno resistente, cioè il vitigno che abbia pochissimi trattamenti dal punto di vista fitopatologico, capisce? Ecco, la natura saprebbe anche difendersi da sola se l'avessimo lasciata in pace. Ma questo non glielo so dire. Le dico solo che all'interno di questo libro c'è una storia molto bella di due ragazzi di Grottaferrata, i fratelli Ranchella, che avendo un loro zio una casa su in Trentino, proprio nel confine, passeggiando nel bosco trovano una liana enorme con dei frutti molto dolci, prelevano un pezzo di tralcio e lo portano a casa. Riescono in qualche maniera a salvarne una gemma e a propagarla. L'anno dopo tornano su nel bosco e il bosco è stato tagliato e la vite è sparita. Bene, all'analisi del DNA, per farla corta, questa si è rivelata una varietà resistente a tutte le malattie, ha delle ottime capacità ed è iscritta nel catalogo delle varietà resistenti col nome proprio di Ranchella, il nome dei ragazzi che hanno registrato loro, e prossimo anno probabilmente ci faranno assaggiare anche il vino. A raccontarlo, perché sono storie importanti della nostra meravigliosa natura. Allegra conserva anche la storia delle ricette, queste ricette antiche, semplici, anche con delle carni anche che una volta erano le carni dei poveri, molto apprezzati invece dai super ricchi. Ecco, com'è cambiata anche la ristorazione nel mangiare, Allegra? Cosa si mangia? Ecco, cos'è che va per la maggiore? Diciamo che quello che avviene nel vino è un parallelismo che avviene nel campo alimentare. È ovvio che poi a un certo punto si sceglie di bere solamente un tipo di vino e poi dopodiché vanno di moda solamente qualche tipologia o di pesce o di carne. Come dice lei, una volta si mangiava tutto degli animali, oggi si tende a mangiare solamente la parte più nobile, la costata, il filetto, la tagliata, e poi ci si scorda di pezzi un po' meno pregiati sotto l'aspetto economico, ma magari ugualmente succulenti. Le frattaglie oggi sono ormai una chimera, si fanno fatica a trovare e poi vai a scoprire che ci sono locali che vivono su queste tipologie di prodotti perché ci sono dei buongustai che vanno
fanno ancora ricerca di determinate cose. Sembra una sciocchezza, però ad esempio qua a Padova ci sono molti locali che fanno la pasta e fagioli con le cottiche magari, sono quei piatti che una volta erano i piatti poveri, che adesso magari non si fanno più in casa, anche perché c'è sempre meno passione di cucinare, il tempo è sempre poco e mettersi là magari una mezza giornata per preparare un piatto, non c'è questo tempo né magari la passione di potersi mettere a fare. E le nostre attività hanno anche questo scopo, andare a salvaguardare quei determinati prodotti, quei determinati alimenti, quei determinati tipi di cotture, quelle ricette della tradizione che col tempo, ahimè, sono diventate poi anche quei piatti più ricercati a volte e più costosi. Adesso provate a pensare, una volta una moecca cosa costava, adesso provate a fare un piatto di moecche, sembra di mangiare oro, e lo sono perché è un prodotto peculiare della nostra laguna, come tante altre cose. Visto che ha parlato di moecche, parliamo anche del granchio blu, com'è la situazione? Guardi, io mi sono accorto che ormai il parametro per vedere qual è la situazione col granchio blu è il costo al chilo di una vongola. Le vongole sono il metro ormai per capire la situazione in laguna. Adesso non vorrei dire una sciocchezza, ma insomma mi pare che fosse addirittura sopra i 20 euro al chilo, quindi insomma vuol dire che la situazione è ancora abbastanza tragica. Proprio l'altra sera stavamo facendo dei ravioli e lo chef ha deciso di acquistare del granchio blu per potergli fare una salsa di accompagnamento. È un gran bel prodotto, si mangia molto volentieri, ha un bellissimo gusto, merita davvero, se non che è quasi un parassita e sta distruggendo l'ecosistema della nostra laguna. Questo è il problema anche della globalizzazione. Se non sbaglio, questi granchi si sono attaccati alle chiglie delle navi, sono stati portati un po' in giro dappertutto come altri animali che spuntano nella nostra laguna. Adesso, se non sbaglio, c'è il problema del pesce scorpione che è arrivato nei nostri mari, si è ben ambientato. La globalizzazione ha questi effetti, si porta dietro le zanzare, si porta dietro il pesce scorpione, si porta dietro il granchio blu. Questi sono un po' i problemi che ci portiamo dietro. Ma noi siamo circondati dai mari, è mai possibile andare nei supermercati e trovare tutto pesce che viene dall'estero? Spagna, Atlantico, pochissimo. Le vongole, che dice lei, sono grandi come un centesimo da piccole che sono, le famose pevarasse, non so cosa stanno pescando, sono talmente piccole, ma talmente piccole, cioè non è che ci stiamo autodistruggendo anche. Io lo so che lei difende Allegra, però io dico quello che vedo e quello che è sotto gli occhi di tutti noi, cioè non è che dobbiamo forse fare anche un po' un passo indietro, e se quel prodotto non c'è ancora dobbiamo fare a meno di mangiarlo e non pescarlo a tutti i costi. Poi parliamo della carne, ma parliamo anche del pesce. Prego, Allegra. Allora, se la vongola è piccola, magari era un lupino, che è differente. Allora, se noi dobbiamo distinguere fra le vongole, c'è la vongola verace, che in realtà è un prodotto che è estero nel senso che è coltivato in Italia, allevato in Italia, ma è di origine filippina la vongola verace. La nostra vongola sarebbe il lupino, che è quella più piccolina, che è estremamente più gustosa rispetto a una verace. La differenza è che quando ti fai una spaghettata di vongole veraci ne hai poche, sono grosse, è veloce pulirlo. Se ti fai una spaghettata con un lupino, logicamente sono più piccoli, c'è più gusto, però c'è molto più da lavorarci. Quindi insomma anche là, vede, il prosecco è diventato di moda, si usa di più la vongola verace rispetto a un lupino, costa meno e vi mangiate comunque un bellissimo prodotto. Diciamo che anche questo è il nostro compito, come nel vino, anche sotto l'aspetto alimentare, andare a far riscoprire prodotti, eccellenze. Che ne so, la gallina allevata a terra, anche quello un bellissimo prodotto. Io qua a Saccolongo c'ho un'azienda che alleva pollame, insomma animali da piuma, eppure sono di una bontà straordinaria. Logicamente il costo rispetto a un pollo allevato in batteria è completamente un altro mondo. Adesso abbiamo Leone da Tre Baselle, che vai Leone. Grazie, saluti i tuoi ospiti. Allora, che gallina là che parlava lui, è qui che allevo che si libere. È qui che mi piacerebbe quando vado in un ristorante di mangiare un puestro in teggia che non si trova neanche, guarda, ma non si trova neanche per sogno.
Comunque, io volevo parlare di questo granchio blu. C'è una normativa europea che ci incita a tenere sotto controllo queste specie aliene che arrivano da altre parti e fanno un disastro da noi. Fra queste specie da cacciare c'era anche il granchio blu, però il problema è che in Italia non si è fatto. Cioè, quando la comunità europea ci dà una normativa che queste specie aliene dovrebbero essere cacciate, cioè tenute sotto controllo, questo lo dovremmo fare, però non si è fatto. Ecco il problema che si seguiva le normative europee, magari ci sarebbero meno granchi blu in giro. E il problema è che noi, invece di appoggiarci all'Europa e prendere i vantaggi che ci dà l'Europa, stiamo sempre a lamentarci dell'Europa. Allora io penso che sarebbe ora che quando l'Europa ci dà una normativa, di seguirla questa normativa. C'è una formica velenosa che viene dall'Amazzonia e c'è in Sicilia, e si fa qualche cosa per tenere sotto controllo questa formica, per farla. Ciao Mirella, grazie. Grazie a te Leone. Allora ormai siamo in chiusura, però volevo parlare anche di lavoro con Vincenzo Allegra, questi giovani che si fa fatica a trovare anche nelle zone turistiche, questi camerieri. Com'è la situazione? Cuochi, sottocuochi? Prego Allegra. Ci siamo visti qualche mese fa, se non sbaglio, Mirella, e la situazione è rimasta pressoché identica, insomma non c'è difficoltà nel nostro settore a trovare personale. Le problematiche sono molteplici, non è di facile soluzione nell'immediato, ci vorrà tempo per riuscire a riportare le persone nelle nostre attività. Ci vuole un aiuto sia delle istituzioni sicuramente, perché dobbiamo trovare modelli diversi contrattualistici, ma anche sgravi differenti. Partiamo dal presupposto che chi viene a fare il fine settimana nelle nostre attività molto spesso, insomma, quindi parliamo degli extra, che sono quelli che servono principalmente, sono persone che hanno già un lavoro e che di conseguenza cercano un modo per arrotondare lo stipendio, e poi sotto l'aspetto fiscale questo viene un po' tartassato. Ecco, bisogna trovare soluzioni affinché chi ha voglia di fare sia messo nelle condizioni di poterlo fare senza trovarsi a dover pagare poi lo scotto di pagare buona parte di quello che ha guadagnato in tasse. Quindi bisogna trovare soluzioni sia sotto l'aspetto istituzionale e sotto l'aspetto poi anche delle attività. Bisogna fare formazione, far crescere la categoria e trovare soluzioni corali. Bisogna sedersi intorno a un tavolo, chiacchierare, discutere, mettere le nostre difficoltà, porre le difficoltà di chi necessita invece di trovare un lavoro per arrotondare il proprio stipendio e trovare una quadra. Il problema è che non si sono seduti attorno ai tavoli, anche seduti sulle sedie, però poi non sappiamo più come va a finire, perché siamo sempre al punto di partenza, non cambia niente, loro siedono, commissioni e chi ne ha più ne metta, poi alla fine a distanza di periodi anche medio-lunghi Allegra dice siamo come prima, non è cambiato niente, e andiamo avanti così. Grazie a Vincenzo Allegra, ristoratore e vicepresidente APE Padova, Associazione Provinciale Pubblici Esercizi. Sentiamo come ci saluta Luigino Bertolazzi, enologo. Prego Bertolazzi, come ci saluta? Allora io vi saluto molto volentieri e spero che ci sia un'occasione per essere in presenza e poter farle sentire i nostri vini. Vi saluto da un posto un luogo che è molto bello, che è Soave, che è una bella cittadina dove turismo ci sta premiando e dove c'è un ottimo vino bianco, che è il bianco di Soave. Ecco, esatto. Con quello, alzando il calice del Soave, vi saluto con quello. Non serve far tanta strada, diamo il Soave proprio a 2 passi da casa, perciò dobbiamo anche ricordarlo. Grazie anche Luigino Bertolazzi, grazie pubblicità. Grazie per essere venuti qui stasera, di cuore.
Garbato amore mio, ti voglio anch'io, ma me ne devo andare, che poca voglia di fare il soldato. Io sono nato per stare qui, che poca voglia di fare il soldato. Io sono nato per stare qui. Se in questa guerra morissi anch'io, amore mio, non ti disperare, che in ogni posto lontano dal cuore c'è sempre un fiore che la guardia ci fa. Un fiore che la guardia ci fa. Garbato amore mio, ti dico addio, che me ne devo andare, che poca voglia di fare il soldato. Sono nata per stare con te, che poca voglia di fare il soldato. Io sono nata per stare con te. Ed è con noi Erika Boschiero, cantautrice, che ringrazio tantissimo. Complimenti Erika, bellissima questa canzone, queste parole che sono attualissime in un momento molto difficile per tante famiglie con i loro ragazzi, i loro mariti, i loro cari in guerra. Saluto anche Walter De Cassan, presidente Federalberghi Belluno e Dolomiti, che è collegato con noi. Grazie anche a De Cassan di essere qui. Io partirei proprio da Erika Boschiero. Allora Erika, la musica, le parole, il suono, la natura, questa meraviglia che abbiamo, che forse non riusciamo ad apprezzare come dovremmo apprezzare, perché siamo tutti che corriamo, alla rincorsa non si sa, abbiamo fretta, siamo diventati tutti cattivi, tutti chiusi. Com'è il mondo visto da una cantautrice come lei, Boschiero? Che domanda impegnativa. È un mondo complesso in realtà, non credo che siamo diventati tutti cattivi, però credo che siamo in una situazione che ci mette molto alla prova e che mette molto alla prova la nostra sensibilità e la nostra umanità. Perché siamo tutti molto spaventati dai cambiamenti che stiamo attraversando, ambientali, sociali, politici, tecnologici, e quando si ha paura si finisce spesso per rinchiudersi, questo sì, no? Per cercare di tirarsi, chiudersi in casa, barricarsi, e si finisce per pensare che tutto ciò che è diverso da noi costituisca un pericolo. E non è necessariamente così, anzi potrebbe essere anche molto rischiosa questa cosa. In più ho l'impressione che ci sia una specie un misto tra un sonnambulismo collettivo, per cui non ci rendiamo conto di che cosa ci si sta venendo incontro, di dove ci stiamo andando a ficcare da un punto di vista proprio, in questo caso, politico internazionale, e dall'altro a una sorta di così forse anche di delirio di onnipotenza. È una cosa strana. In più c'è tutta la questione climatica, che anche quella andrebbe gestita, invece è stata completamente dimenticata per correre a investire i soldi in altra maniera, e
e non è una maniera che fa bene alle persone, ma cioè, con le armi non si fa vivere la vita, la si uccide, no? Per cui ci sarebbe molto da dire sul periodo, però c'è anche tanta umanità che sta cercando di affrontare queste cose. Non la vedo in chi è al potere, tranne qualche rarissima eccezione. Purtroppo come che vengono dal basso. Erika, ma soprattutto il cambiamento stanno cercando di farlo i giovani, esatto. Quei giovani che sono chiamati in guerra, perché sono loro che vanno a combattere e che perdono la vita. E io sono dell'idea che forse se qualcuno riuscisse a capire l'importanza di questo giovane che sta cercando anche lui di trovarsi uno spazio con una fatica incredibile, perché veramente quello che vediamo sotto gli occhi di tutti i giorni non è un esempio positivo per loro. Ecco, non stiamo pensando a loro, stiamo pensando a qualcos'altro che non è il loro futuro, perché loro non vogliono vedere il loro futuro con queste condizioni, e ci stanno mettendo la faccia anche con azioni molto criticate da persone che magari non criticano invece una situazione che andrebbe criticata da un inquinamento che proviene da una fabbrica molto importante, magari che non ne veniamo ancora fuori, tipo i PFAS. Mamma mia. Ecco, appunto, e magari ce la prendiamo con quel giovane perché dipinge la fontana di rosa, allora quello è proprio da condannare, perché siamo così noi, invece di seguire Mosè seguiamo il dio bue, perché è quello bello, dorato, che fa vedere tutto bello. Tanto abbiamo sentito anche prima che ci sarebbe questo ritornello che va tutto bene, siamo un paese che tutto sommato non possiamo lamentarci, e tutto sommato nel nostro territorio si vive bene. Io oggi preparo il banco solidale per domani, 600 persone che vengono a prendere la borsa della spesa per mangiare, ditemi voi se va proprio così bene come dicono. Questi anziani che ti chiedono il pacchetto di caffè, che non riescono a curarsi, ma va benissimo, abbiamo una sanità eccellente. E poi noi vediamo queste situazioni, però c'è qualcosa che ci distoglie, che è la musica, questa bellissima musica che ha fatto sentire anche Erika Boschiero, anche quando vai nelle RSA, queste fisarmoniche, queste chitarre, questi meravigliosi scrigni magici che abbiamo, che sono i nostri diversamente giovani, come li chiamo io, che si mettono, che sono in sedia a rotelle, cominciano a muoversi, a ballare e riescono a staccare la spina da questa quotidianità che è atroce, da questa solitudine pazzesca. Cosa ci dice Erika Boschiero? Ma ha messo in campo tante cose, nel senso che la questione degli anziani, io dirigo, come lei sa, un coro di 40 donne dai 60 ai 94 anni e trovo che gli anziani siano l'emblema di quello che la società capitalista considera degli scarti, perché non sono più produttivi, anzi no, sono economicamente un peso secondo qualcuno, però come dice lei invece sono preziosissimi, sono e questo gli africani lo sanno bene, gli anziani li tengono da conto come la cosa più preziosa del villaggio, perché è il depositario, l'anziano, della storia, delle radici, della ricchezza di un popolo. Questo un po' l'abbiamo dimenticato. La musica fa moltissimo per gli anziani, ma per tutti penso, soprattutto se accanto alla sua funzione, come dire, di alleviare l'animo, no? Con la bellezza del suono, eccetera, almeno questo è il mio punto di vista, ha anche una funzione sociale, quando insieme all'intrattenimento, se vogliamo, in realtà ci porta anche a riflettere su quello che siamo, su quello che proviamo, su quello che è il mondo attorno a noi, sulle nostre contraddizioni, ed è quello che cerco di fare io anche con quello che faccio. Ora più che mai c'è bisogno che la musica abbia anche una funzione sociale. Eh sì, è l'unica cosa che ci è rimasta, è la cultura, ecco, la bellezza dell'arte, questo, ecco, almeno quello. Bisognerebbe dirlo a chi prende le decisioni. Sì, appunto, che dove abbiamo i musei che chiudono a Venezia alle 5, alle 17 del pomeriggio, pensate voi. Però ne parliamo anche con Walter De Cassan, presidente Federalberghi Belluno e Dolomiti. Allora De Cassan, che una volta questo albergo, questo ristorante, alla fine della cena si ballava, si sentiva la musica.
Poi siamo sempre più chiusi, i costi e dai, costi, costa tutto troppo. Ma è proprio così o sarebbe utile anche ritornare, invece fare un passo indietro e far rivivere anche questo albergo, questo ristorante con la musica, con la storia, con l'arte? Cosa dice? Perché qua si parla solo di pista da bob, di alberghi che non sono ancora a norma per questi ragazzi, questi meravigliosi campioni che abbiamo, ma abbiamo ancora gli alberghi che non sono ancora a norma tutti. Come funziona? Ci racconti qualcosa di buono, De Cassan? Perché stamattina sono un salice piangente, ho fatto una riunione ieri sera, ho finito alle 11:30, proprio per percorsi alternativi, e devo dire la verità che continua a essere un salice piangente, perché mi sembra che non ci sia l'ascolto che si dovrebbe avere e fare dagli addetti ai lavori. E qui includo anche lei, De Cassan. Cosa ci racconta, cosa sta muovendo a Belluno, sulle Dolomiti, questa perla che abbiamo? Prego. Buongiorno Mirella, buongiorno a tutti. Allora parto proprio dalla fine a questo punto, ma abbiamo parecchi cantieri in corso con lavori sugli alberghi per renderli cosiddetto inclusivi, in modo che siano utilizzabili da chiunque, dalle persone normalmente abili e dalle persone disabili. Ma ricordiamoci che le disabilità, spesso si parla di disabilità, ma solo di disabilità fisica su chi è in sedia a rotelle. Attenzione, ci sono anche i ipovedenti, ci sono anche altri tipi di situazioni, quindi non si tratta solo di rendere gli alberghi accessibili a chi è in sedia a rotelle, ma anche creando dei percorsi ben precisi per i ipovedenti, eccetera. E stiamo lavorando per bene proprio in preparazione delle Olimpiadi e le Paralimpiadi del 2026. Ma non siamo un po' in ritardo, De Cassan? Cioè questa diversità c'è sempre stata o sbaglio? Cioè non è che per forza deve arrivare il ragazzo che ha vinto la medaglia d'oro, la medaglia d'argento in sedia a rotelle per capire che forse si dovrebbe, non dico a lei, De Cassan, ci mancherebbe, però questo muoversi prima, programmare, ecco, cercare di capire che le fragilità sono tante, tutti siamo fragili, basta romperci una gamba e dobbiamo metterci in sedia a rotelle perché sennò non camminiamo. Ecco, uno porta gli occhiali perché non ci vede e anche lui ha un problema. Ecco, forse non è che siamo un po' in ritardo, una cortina dove si paga 1.000 euro anche al giorno per una stanza, dove veramente sentiamo dei prezzi che non saranno mai accessibili per tutte le tante persone che abbiamo che non possono permettersi questo, ma nonostante questo siamo ancora in ritardo su quelle che sono certe ristrutturazioni o certe cose, edifici che dovevano essere fatti tanti anni fa. Prego, De Cassan. Ma sì, siamo in ritardo, su questo non c'è dubbio, però attenzione. Ricordiamoci che molti alberghi, specialmente quelli che hanno avuto dei rinnovamenti negli ultimi anni, a prescindere dalle Olimpiadi, hanno creato delle situazioni accessibili a chiunque. Quindi chiamiamoli i cosiddetti alberghi di ultima generazione, gli ultimi che sono stati rimodernati nel corso degli ultimi 10 anni, hanno previsto proprio l'accessibilità per chiunque, perché ricordiamoci anche di una cosa, che chi è disabile non vuole vedere una camera fatta per i disabili, vuole una camera normale, vuole vedere una camera normale, però nella quale possano entrare il 100% delle persone, che siano abili e che siano non abili. Ah, non c'è ombra di dubbio di questo. Il problema è che è stato fatto poco, lei l'ha detto, perché non bisogna mica vergognarsi di dire che si è in ritardo, ma siamo in forte ritardo purtroppo, però si spera anche in questo ripensamento da parte di molte persone di vedere la diversità come un pregio, un merito e non un difetto. Ecco, forse se riusciamo a capire questo abbiamo fatto dei passi in avanti. Allora andiamo
Andiamo a vedere invece questo Papa che della diversità sta cercando di fare la storia della propria vita. Lui ha sempre vissuto con le diversità, anche quelle più profonde. Andiamo a vedere proprio il video di Erika Boschiero da Papa Francesco. Taniche, plastiche, mucchi di latta, bombole, bambole, giochi di China, scatole tossiche, senti che puzza c'è. Macchine, traffico, gente che corre, la mia città sembra un mostro che morde, gli alberi muoiono e non respiriamo più. Brucia la terra ed il panna non mangia, per il cotone, per l'olio di palma, mentre restiamo inchiodati alla TV. Guardalo, guardalo quello che hai fatto, quando hai gettato la cicca sul prato, quando hai versato il veleno tra i fiori blu. E andiamo! Bello mondo, sei casa nostra e noi avremo cura di te. Bello mondo, sei casa nostra e noi avremo cura di te. Isole cariche di ogni schifezza, pesci che nuotano nell'immondizia, mentre il petrolio si spande nel mare blu. Fiumi che scorrono con i veleni, sfociano al mare, son sempre più neri, donni che muoiono e non torneranno più. Si scioglie il polo ed il mare si innalza, dentro la pancia dei pesci rimbalza tutta la plastica che galleggiava là. Sempre più piogge che bruciano i rami, l'acqua scarseggia nei pozzi e nei laghi, se la sprechiamo vedrai che non basterà. Bello mondo, sei casa nostra e noi avremo cura di te. Bello mondo, sei casa nostra e noi avremo cura di te. Fabbriche chimiche sputano fumo, il cielo si ammala ed è sempre più scuro, mentre gli aerei sorvolano la città. Stufe che bruciano quando fa freddo, quando fa caldo mi metto il cappotto, tutta quest'aria malata ci ucciderà. Le api che muoiono negli alveari, i ciclamini sono sempre più rari, compri e ricompri ma cosa ti resterà? Le api che il cielo si arrabbia, venti furiosi, tempeste di sabbia, casca la terra, che cosa succederà? Sei casa nostra e noi avremo cura di te. Bello mondo, sei casa nostra e noi avremo cura di te. Bello mondo, sei casa nostra e noi avremo cura di te. L'abbiamo sentita. Bravissima Erika Boschiero, questa figura
imponente, questa figura profonda. Io l'ho incontrato anni fa proprio a Roma con i banchi alimentari, mi è passato vicinissimo e lo dico sempre davanti a questi microfoni: ognuno dovrebbe incontrare lo sguardo del Papa che ti spoglia completamente, ha una profondità nello sguardo che nessuno può immaginare e tu ti senti veramente nuda di fronte a questo uomo che ti sta osservando, questi occhi profondissimi. Quando è nata questa canzone e perché questa canzone per il Papa, Erika? Questa canzone ha una storia bellissima perché è nata 5 anni fa durante un laboratorio che stavo tenendo con 300 ragazzi delle scuole di alta montagna della Carnia, quindi siamo nell'Alto Friuli, e c'era questo progetto ecologico, quindi abbiamo costruito questa canzone. Ogni scuola si occupava di un tema che poi è stata declinata nelle varie strofe: acqua, aria, terra, rispetto ai problemi ambientali quotidiani. Ed è bellissimo pensare che mai avremmo pensato in realtà 5 anni fa, quando l'abbiamo fatta, che sarebbe andata così lontano, per cui è stata poi arrangiata, registrata, c'è stato questo bellissimo video di Dario Scaramuzza e poi semplicemente una volta l'ho fatta alla Marcia della Pace, anzi più volte, e alla Marcia della Pace era presente padre Enzo Fortunato che lavora in Vaticano, insomma conosce bene Papa Francesco, ed è accaduto che un giorno è andato a trovare Papa Francesco, ha preso il cellulare e gli ha mostrato il video, la canzone di Bello Mondo, e Papa è rimasto molto colpito da questa canzone e ci ha invitato a cantarla insieme ai bambini del piccolo coro dell'Antoniano di Bologna. Erano loro a cantare lì con me in Aula Nervi. Poi in realtà ci devo tornare, lo vedo piuttosto spesso Papa Francesco, perché lo vedrò anche questo sabato all'Arena. Visto che io non riesco ad arrivarle, ecco, dica di questo sguardo che mi è rimasto nel profondo del mio cuore. Se avrò occasione glielo dirò. Glielo dica Erika, glielo dica, perché veramente è uno sguardo che porterò sempre con me, che fa capire tante e lui tra cose. l'altro sta organizzando molte cose importanti. Appunto saremo all'Arena di Verona sabato mattina per l'Arena di Pace, che è una manifestazione proprio sulla pace, e allo Stadio Olimpico il 25 di giugno e in Piazza San Pietro il 26 di giugno, sempre in questo caso con Bello Mondo. Senta, mentre Erika all'Arena di Pace lei lavora molto devo correre purtroppo perché il tempo è tiranno, con i bambini, ecco, anche con i diversamente giovani, con le fragilità. Ecco, come vede questi bambini? Io li vedo bellissimi, attentissimi, li vedo forse proprio intrigati nell'apprendere quello che viene detto, queste spugne che assorbono soprattutto anche il bello, la musica, il teatro, l'arte. Abbiamo visti anche alla Fenice cosa riescono a fare. Forse dobbiamo ascoltarli di più, ecco, condividere di più con loro anche i giochi. Questo direttore della Fenice, direttore generale, il dottor Eri, che mi ha detto: sai, il dispiacere è nel vedere che i genitori non vogliono essere ripresi mentre giocano con i loro bambini. Ma qual è il problema? Capisce che siamo lontani anni luce da quello che veramente dovrebbe fare un genitore, non tutti, perché ce ne sono anche di bravi, però sentire un direttore generale che dice questo fa molto pensare e riflettere. Prego Erika. Sì, sono d'accordo, e al contempo i genitori passano troppo poco tempo con i figli a giocare, che sarebbe una cosa che farebbe tanto bene anche ai genitori, e al contempo li ipercontrollano, per cui in realtà non gli lasciano neanche il tempo di giocare da soli con i loro pari, che è quello che forma moltissimo anche la personalità e l'identità di un bambino, perché sono appunto sempre ipercontrollati e hanno il tempo scandito peggio di un impiegato giapponese. Quindi bisognerebbe riflettere anche su come c'è molta apprensione e probabilmente poco ascolto, come dice lei. Allora sentiamo anche De Cassan come si sta aprendo la stagione, queste montagne meravigliose, questo sport. Io parlerei di sport a 360 gradi, arriveranno di tutte le età. Ecco, come vi presentate? Qual è il vostro biglietto da visita? Prego De Cassan. Il biglietto da visita delle Dolomiti sono proprio le Dolomiti, le montagne più belle del mondo, questo è indubbio.
e noi siamo prontissimi ad accogliere turisti di tutto il mondo, perché quest'anno c'è una maggiore internazionalizzazione, ancora maggiore rispetto all'anno scorso. E come dicevo prima, sono proprio i paesaggi dolomitici che sono la grande attrattiva, la grande bellezza delle nostre Dolomiti. E col personale, visto che c'è questa carenza di personale, come farete? Siete riusciti a trovarlo? Questi contratti a chiamata che non sempre sono visti bene, com'è la situazione dei Cassan? Ma la situazione personale quest'anno è un pochino meno problematica rispetto all'anno scorso. Ci sono sempre grossi problemi, perché ricordiamoci purtroppo il problema della stagione estiva è che c'è sempre la concorrenza del mare. Però diciamo che quest'anno forse un pochino meno problemi rispetto all'anno scorso, però le problematiche restano sempre. E la problematica più grande qual è? Lo stipendio, le ore, cos'è che... Perché io parlo con tanti giovani, lei lo sa che io dico quello che sento, e il problema è sempre questo stipendio che in base al costo della vita non riescono i conti a tornare, perché anche se il stipendio è di 1.500-1.800 euro, dicono anche a volte, con gli straordinari naturalmente, però poi alla fine vivere in queste zone turistiche costa molto. Com'è la situazione De Cassan? Allora, qui abbiamo casistiche diverse, perché ricordiamoci che chi albergatore può dare vitto, alloggio ai propri dipendenti, come spesso succede nelle nostre zone, all'interno della struttura, ricordiamoci che il dipendente non ha spese di alloggio e di vitto. È chiaro che il problema mi viene quando uno deve pagarsi eventualmente un affitto, però nella nostra situazione qui nelle Dolomiti il più delle volte abbiamo vitto e alloggio all'interno dell'albergo. Non per tutti, ma insomma è già un buon... Come si faceva una volta? Una volta era proprio di norma vitto e alloggio. Poi non so, qualcuno ha preso altre strade, ma una volta era di norma. Tu lavoravi, avevi il tuo stipendio, ma avevi il vitto e alloggio, che questo era una buona cosa. Non si sa perché, quando una cosa funziona la tolgono, non si sa mai perché vengono tolte le cose buone e mai quelle cattive. Allora adesso andiamo a vedere invece, visto che abbiamo parlato di questa meraviglia delle Dolomiti, andiamo a vedere questo video, Principesse. Storia di una cosa nata sotto un fiocco rosa, lo volevano celeste per paura della peste, il cognome di famiglia non continua se è una figlia, bando alla malinconia, ti terrà compagnia. In questa nostra bella civiltà di razze, lingue, popoli e regimi, sono gli uomini e gli autori della storia, eroi santi vissuti per la gloria. A questa specie di uomo sapiente, Homo sapiens, c'è chi appartiene ma non conta niente, non si sa come l'hanno messa là, si chiama donna ma che servirà? E viva le donne, viva le belle donne, che sono le colonne dell'amor. Saprò camicie stirar, lavar vestiti saprò, invece di riposar tutta la casa ti luciderò. Che vuoi di più, che devo far per non sentirmi più sgridar? Farò la brava e tu vedrai che d'ora in poi non faccio più guai. Signori di me, se cercate un buon marito, io vi insegnerò un sistema sano e bello. Se uno scapolo si mostra troppo ardito, voi darate questo dolce ritornello.
Rosa riceve bambole, blu riceve pistole giocattolo. A Rosa viene detto di essere carina, a blu viene detto di diventare muscoloso. A blu viene mostrato il sangue nei film d'azione, lotte, orgoglio. Rosa inizia a sanguinare ogni mese. Le viene detto sangue, vergogna, nascondi. Nel nostro nido noi viviamo felici, lui mi corteggia come il primo dì, sempre gentile, sempre innamorato, lui continua a stringermi e baciarmi con passione. Ma se ti lascia sola in casa, il tuo tesoro, vuoi sapere che fa? Dopo aver chiuso tutte le finestre, in cucina lascia aperto il gas. Però mi vuole bene, Tanto bene, però mi vuole bene, tanto bene, mi vuole tanto bene, tanto bene, bene da morire. La 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 la. Ti hanno tirato su dicendoti che sei una principessa, che prodi cavalieri o giovani principi, allevati da regine femmine, porca puttana, rischiano la vita uccidendo draghi, superando ostacoli mostruosi e solo per salvare te, l'inerme e fragile principessa. E basta con ste principesse, principesse un corno, perché ci sta davvero stretto quell'abito. Non vogliamo dormire 100 anni aspettando un bacio per il risveglio. Sappiamo uscire da sole dalla torre e se c'è un drago da ammazzare, ce la vediamo noi. Io sarei qua per esprimere il punto di vista maschile. Che strano, non sa neanche cuocere 2 uova. E poi la vedo quando studia, coi capelli corti e le sue passioni. E avverto il senso di una donna nuova. Voi ci mostrate il pensiero elementare, quello che a volte dimentichiamo nel preoccuparci tanto. Voi ci mostrate le lacrime che abbiamo dentro, quelle che tanto ci imbarazzano. E voi ci rassicurate con l'essenziale. Voi ci provocate con l'intuizione. E voi vi trovate dove termina la terra. Voi dove comincia il cielo. Ed è lì che ci incontriamo, da millenni. Magnificamente diversi e in equilibrio su quel filo dove non si cade soltanto se si cammina insieme. Bellissimo, Erika Boschiero, grazie veramente, ecco, con queste donne meravigliose. Ma quanto brave sono? Ma quanto sono bravi straordinari. Cosa vuol dire lavorare con questa figura femminile che non ha età e dà sempre il massimo, Erika? È un'esperienza profondamente arricchente, perché poi ciascuna di loro ha una storia importante, tutte diverse l'una dall'altra, di estrazioni sociali diverse, idee diverse, ed quindi è una ricchezza enorme, pensando anche che per cantare in un coro bisogna imparare ad ascoltarsi e a rispettarsi, e ognuna è importante, nessuna è indispensabile. Diciamo che è un bellissimo laboratorio di comunità. C'è tanto da imparare dalla vita di un coro e io sono veramente onorata di poterlo guidare. Soprattutto in uno spettacolo come quello che avete visto, che va a affrontare dei temi molto attuali. Questo è merito di Erika Boschiero, comunque lo dico io, non lo dice lei, ma veramente riesce a tirare fuori di tutto e di più da queste figure, ma veramente incredibile, grande Erika. Abbiamo Sandra da Padova, vai Sandra. Ciao Mirella e buongiorno agli ospiti. Bellissimo, stupendo questo spettacolo. Me la sono goduta perché effettivamente riflette la realtà, cioè la principessa. È bellissimo, mi sono emozionata e spero che andate avanti così e spero che fate una tournée, che vi vengo a vedere. Io sono a Padova perché anche qui c'è l'Università Popolare proprio vicino a casa mia. Ad ogni modo, complimenti, e vedere tutte queste persone, l'uomo che interveniva, il dialogo, l'argomento della principessa, dell'uomo che comanda, perché è così, è bellissimo.
bellissimo, 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 un abbraccio a tutti e complimenti, forza. Ciao a tutti. Grazie Sandra, penso abbia veramente fatto piacere alla nostra Erika, ma soprattutto capire l'importanza di quello che si ascolta, le parole sono musica, non sempre le parole sono pietre. Cosa dice Erika? Beh sì, le parole sono mezzi e come al solito dipende cosa ne facciamo e quali scegliamo di usare. Certo, le parole che scegliamo ci definiscono il nostro pensiero, la nostra persona, le nostre relazioni, quindi bisogna imparare a sceglierle bene, perché possiamo fare tanto bene con le parole e anche tanto male. Sì. Abbiamo Vladimiro da Rovigo. Ciao Vladimiro, ben arrivato. Grazie, no, una cosa velocissima. Prima così ho preso lo smartphone per andare a leggere qualche notizia sulla tua ospite Erika, no? Allora, intanto ha un gran merito che è nata a Pieve di Cadore. Pieve di Cadore per me è la mia capitale del Cadore, è una cittadina bellissima, no? Dopo comunque ho iniziato a far scorrere, no, su Wikipedia la sua biografia, no? Porca miseria, cioè, è giro, sono davanti una vita, no? Cioè, a far scorrere la biografia della ospite, no? E guardavo il video e dicevo, ma questa ragazza qua è giovane, no? Ma è già una storia che non finisce più, no? Ecco, allora fare un augurio non di un'altra storia, ma di almeno altre 2 storie, perché a vedere, a sentire, a leggere è una persona veramente in gamba e che ha il merito di essere nata a Pieve di Cadore. Ciao Mirella, grazie. Caro il nostro Vladimiro, prego Erika. Beh, lo ringrazio molto, è vero, non l'avevo detto, ma quando vi sento parlare delle Dolomiti con l'altro ospite il mio cuore è sempre là, perché è la mia terra natia, e quindi penso di aver avuto una gran fortuna a nascere lì, e credo che questo c'entri anche con il lavoro che faccio e con come lo faccio, e chi conosce quelle terre sa di che cosa sto parlando, della integrità, della veracità e anche della non ci sono sconti lassù, no? Quindi uno deve un po' misurarsi con quello che è e con quello che è la vita, anche con la sua durezza a volte. E per il resto, grazie, forse sembro più giovane di quello che sono, ma ho fatto tante cose e questo No, mi ma il rende bello è molto catturare felice. l'attenzione dell'ascoltatore che va a vedere chi è Erika Boschiero, perché l'ha talmente intrigata sentendo le sue parole, la sua musica. Guardate che è bellissima. La cosa importante che riusciamo a fare con questa trasmissione, li intrighiamo, sono a casa e la vanno a vedere. Ma sai quante volte succede? Mi fa proprio piacere. Senta Erika Boschiero, cosa vorrebbe dire lei da buona montanara al nostro Walter De Cassan, presidente Alberghi Belluno e Dolomiti? Che domanda vorrebbe fare? Ecco, lei che gira. Prego. Ma una cosa che a me sta molto a cuore, che è, ma non è una domanda, è più che altro forse così una suggestione, di provare a pensare al territorio in cui sono come un organismo vivente di cui prendersi cura, non solo come uno scenario bello, ottimo per le fotografie dei turisti o per avventure da raccontare sui social, perché secondo me, almeno secondo il mio vissuto, quelle montagne, quegli alberi, gli animali che le abitano, soprattutto le creature più fragili, quelle che non sono in grado di difendersi, penso a tutti gli alberi che sono stati abbattuti per la famosa pista da bob, che poi non si sa neanche se andrà in porto, eccetera. Ecco, tutte quelle creature non possono difendersi dalla nostra follia così la riflessione che faccio è se sia possibile pensare a un turismo responsabile che sia in dialogo con queste creature e non solo, che non le usi solo come, appunto, come qualcosa da sfruttare per i nostri scopi. Sentiamo come commenta Walter De Cassan. Prego De Cassan. Ma molto interessante quanto ha detto Erika. Infatti dobbiamo andare sempre più verso un turismo più responsabile, più sostenibile, più tranquillo, ma questo lo possiamo fare se noi spalmiamo, uso un brutto termine, il turismo su tutto l'arco dell'anno, perché se noi andiamo a concentrarci, a pensare, a giudicare solo quello che succede a luglio e agosto, è chiaro che
in certi periodi il problema di eccesso di turisti c'è. Se noi invece cominciamo ad educare la gente a venire anche ad aprile, a maggio, a giugno, a ottobre, a novembre, avremmo una migliore fruizione del territorio e di conseguenza anche con una miglior qualità della vita e per noi e per chi viene in montagna. Ma lo sa che io penso che, gliel'ho detto, di organizzare anche queste gite con i diversamente giovani, anche nell'arco di tempo, come ha detto lei, De Cassan, non solo giugno, luglio, agosto, portarli a fare anche questi weekend, questi giti, queste bambine, famose colonie che sono sparite. Ma perché devono essere fatte solo quei centri estivi e basta? Perché non cercare invece di cambiare sistema, di rivolgersi più alla persona, all'età della persona, cosa dobbiamo dare a quella persona e forse riuscire a investire di più in questo, nella persona, dando anche e facendole ammirare la bellezza e la conoscenza del nostro meraviglioso territorio. Perché non si fa questo? Ma perché dobbiamo sempre dire che i soldi non arrivano mai, non ce la facciamo e dopo vediamo dove vengono spesi su delle opere veramente che poi hanno un punto di domanda infinito? Prego, De Cassan. Ma questo stiamo cercando di arrivarci, come dicevo prima, stiamo cercando di andare verso un turismo sempre più, trasformare il turista da turista a viaggiatore, che il turista spesso è quello che viaggia, però trova considera quello che vede troppo diverso da casa sua. Invece il viaggiatore è quello che riesce ancora a stupirsi quando viaggia, a fermarsi, a guardare, a osservare, a vedere il posto che va a vedere sotto tutti i punti di vista, sotto tutti gli aspetti. Che è molto importante. Allora andiamo a vedere anche questo turista inglese, questa signora inglese che è venuta a Collalto a vedere questa mostra di Imprenditore 2000 di Salvi Perin ed è rimasta entusiasta. Ha detto: ma quante cose belle avete voi. Andiamo a vedere. Questa è una mamma con i cani sul grembiule in questa coperta e il bambino da questa parte. Queste slitte scendevano in queste montagne, quindi con la famiglia, trainate da cavalli, e quindi stiamo parlando di reparti dal 1500 in avanti. Questa è un'altra, per esempio il principe qui davanti, e il marito che segue sempre la famiglia con delle sculture, quindi sculture della zona della Gardena. Testa di leone. Esatto, ecco. Queste slitte provengono dall'atelier di moda che potete vedere da questa parte. Ecco qui, a Venezia, Roberta Di Camerino, questo è l'atelier di moda che era a Venezia, quindi le abbiamo prese qui. Okay. Ecco qui. Quindi prima erano in Punta Val Gardena, dopo sono andati a Venezia e adesso sono qui tornati. E noi li porteremo nel nostro museo. Cosa vuole dire? È molto impressionante, sì, è una cosa molto interessante che non mi aspettavo di vedere qua stasera. Fa piacere? Sì, moltissimo. Qui c'è la storia e le radici del Veneto. Sì, e soprattutto per una persona che non è locale e dà proprio un estratto della cultura locale che è molto interessante, sì. Allora, De Cassan cosa dice? Anzi, direi se ha piacere di andare a vedere questa mostra che è veramente bellissima. Guardate che sono di una bellezza unica. Ecco, queste slitte come una volta, sempre i ricchi naturalmente, velluti, queste slitte scolpite a mano, fantastiche. Prego De Cassan, che questa sarebbe una storia da raccontare a questo turista che rimane impressionato, che dice: io non avrei mai pensato di vedere una cosa del genere. Prego De Cassan. Infatti, troppo spesso non ci rendiamo conto delle bellezze che abbiamo, non dico sotto il naso, ma quasi, e non
cerchiamo di promuovere solo le grandi bellezze e ci dimentichiamo spesso delle piccole cose, delle piccole chicche che si trovano in giro per tutto il Veneto, non solo sulle Dolomiti. E allora indirizziamo la gran massa dei turisti verso i posti straconosciuti, quando invece potremmo dirigerli anche su altre zone. Ad esempio, questa è una prova dell'ammirazione di queste turiste inglesi anche molto colte, che mai e poi mai a Collalto, su questa meraviglia che abbiamo, dove ci sono 3 castelli, non 1, 3, e non si sa, nessuno dice niente. Abbiamo una segnaletica che è un disastro, nel vero senso della parola, lo dico io, speriamo che si muova, perché anche la segnaletica è importante per ammirare le bellezze del territorio. Andiamo a vedere anche il prossimo servizio. Sono molto interessata a sapere la storia della zona e soprattutto del castello e dei vigneti che sono qua intorno, per cui sì, se certo. Ecco, allora sul discorso dei vigneti che abbiamo parlato prima del discorso, noi stiamo vedendo, pur che ci sono tanti problemi di malattie della campagna eccetera, però non demordiamo, stiamo portando avanti un discorso con la nostra azienda, per esempio in biodinamica, che è molto difficile fare la produzione del vino in biodinamica, perché come lei vede dal marchio, quello è il mio nome, Diuti Salvi, però c'è la mezzaluna, ha voluto mio figlio mettere il nome all'azienda Diuti Salvi, c'è la mezzaluna perché riguarda un po' le fasi lunari, quindi il sistema di sotterrare nel filare di vite un corno di bue eccetera. C'è tutta una tecnica particolare da seguire per non usare più i veleni in agricoltura. Okay. Quindi ecco, noi non usiamo nessun veleno. Nessun veleno, ecco, questo è importante. Ecco, è uno strumento eccezionale che serviva per gestire la funzionalità di grossi motori diesel, ecco, che li vediamo lì nell'altra foto, questi motori giganteschi. Questi servono per salvarci se viene delle piene dei fiumi, siccome qua tutta la nostra zona a valle, partendo da Rovigo fino a Monfalcone, tutta questa zona qui nostra, la gente non lo sa, però siamo più bassi da San Donà di Piave, per esempio il mare, fino al mare, 1, 2, 3 metri più bassi del livello del mare. Quindi se il fiume va fuori prima, succede l'alluvione prima, noi lì restiamo alluvionati per mesi. Questo serviva? Allora, questo serve per controllare il motore che andiamo a vedere adesso di là un attimo. Ecco, vede questi motori giganteschi che i nostri avi fino dal 1920 hanno messo in funzione nelle zone basse per tirar fuori l'acqua appunto sulle zone paludose e quant'altro. Quindi quel quadro lì va messo su questo motore qua. Okay. Noi questo motore qua lo abbiamo perché adesso le hanno un po' ricostruite, restaurate queste centrali con altri tipi di motori e noi nel nostro museo lo metteremo in funzione. La passione, ha visto De Cassan, questo uomo, la passione di questo uomo che cerca proprio di ricordare a noi tutti qual è la nostra storia del nostro territorio, come si viveva, cosa si faceva. Guardate che veramente è una mostra veramente importante, vi invito a vederla perché merita veramente De Cassan e magari portare anche queste meravigliose slitte anche nei vostri alberghi, questo turista che vede questa meraviglia, guardate che sono delle cose bellissime. Comunque vada a visitarla De Cassan, se ha anche a Erika Boschiero dico, visto che lei è amante di queste cose, sono delle cose eccezionali. Prego De Cassan. Effettivamente quelle slitte che ho visto nel servizio di prima sono meravigliose, ma in qualche albergo ce n'è qualcuna esposta nella hall di qualche albergo in zona, quindi non è che non ci si ricordi di queste cose. E comunque se capiterò a Collalto andrò a vedere volentieri a vedere questa mostra. Allora adesso invece andiamo a vedere l'ultimo servizio
di Erika Boschiero, che è molto bello, e poi sentiamo come lo commenta Solo le pido Dios Erika Boschiero. Andiamo a vederlo. Solo le pido a Dios, solo io chiedo a Dio che non mi lasci indifferente al dolore, all'ingiustizia, all'inganno dei traditori, al futuro, e soprattutto che non sia indifferente alla guerra. Así hoy solo, sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete la otra mejilla después de que en la guerra me araña esta suerte. De la gente, solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente. Si un traidor de más que unos cuantos, esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande, pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande, pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Penso che non potevamo chiudere meglio che con questo messaggio, Erika. Ringrazio veramente, sono, come avete sentito a casa, Erika, molto apprezzati questi video, queste musiche, ecco, queste persone che veramente le vediamo sotto altre forme. Tutte di noi possiamo fare qualcosa in più, dobbiamo metterci in gioco, dobbiamo sperare di essere anche ascoltati. Come ci saluta Erika Boschiero? Sì. Volevo no, ricominciamo perché non si è capito niente. Che stava cantando con me è Lorenzo Monguzzi dei Mercanti di Liquore, forse qualcuno l'ha visto, accompagna. Mi sentite? Adesso sì, prima non si sentiva niente, prego. Mi sentite? Sì, sì. No, ad accompagnarmi c'è Lorenzo Monguzzi dei Mercanti di Liquore,
che accompagna da tempo Marco Paolini nei suoi spettacoli, e insieme abbiamo costruito questo concerto di pace con cui saremo anche in Brianza a giugno, insomma ci sono un po' di date in arrivo. E vabbè, noi facciamo quello che meglio sappiamo fare, che è suonare e scrivere canzoni, poi credo che ognuno possa trovare il proprio modo specifico, unico, personale di dare il proprio contributo a questo tempo. La cosa che credo sia il vero dramma di cui potremo veramente poi pentirci è quello di restare indifferenti con tutto quello che sta accadendo. Quindi il mio augurio è di non restare indifferenti e di fare ciascuno la propria parte per quello che può, come meglio può. Allora noi chiederemo a Erika Boschiero se avrà piacere di mandarci delle musiche, dei video che noi manderemo al mattino per allietare queste persone che sono a casa, che magari non riescono a muoversi da casa. Erika, so che è molto apprezzata, se avrà piacere noi apriremo dei buongiorno Volentieri. con le sue musiche, con i suoi video, perché avete sentito, portare un po' di felicità fa sempre bene e noi dobbiamo anche in questo fare comunità. Grazie allora Erika Boschiero, veramente grazie. Grazie anche a Walter De Cassan. Grazie a voi. Pubblicità, grazie. Subito gli ospiti, abbiamo la dottoressa Daniela Capitanucci, presidente Azzardo e Nuove Dipendenze. Grazie dottoressa di essere qui con noi, sono molto contenta perché stanno arrivando delle droghe nuove, ecco, che fanno anche molto male, c'è poco attenzione secondo me a quello che dovremmo sapere, anche tanti genitori a scuola soprattutto. Com'è la situazione dottoressa Capitanucci, questo gioco d'azzardo che continua? Anzi, forse dovremmo parlarne molto di più perché c'è un silenzio che non so se va proprio bene. Prego, dottoressa. Buongiorno e grazie per il vostro sempre gradito invito. Ha proprio ragione, nel senso che la politica purtroppo sta andando in una direzione che non è molto protettiva. Proprio ad aprile è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il riordino di tutto il settore del gioco d'azzardo online, che sostanzialmente è un po' preoccupante perché amplia tutta una serie di possibilità per giocare d'azzardo e noi sappiamo come il mezzo del gioco online, ma in generale internet, il web, consenta limitatamente di effettuare dei controlli. Banalmente falsificare la propria identità sul web è una cosa abbastanza semplice, per cui penso soprattutto ai minorenni questa opportunità diventa, nonostante i controlli che sono previsti, possibile da aggirare. Quindi credo che sia un elemento di rischio in più. Non è che, dottoressa Capitanucci, qualcuno sa che sta giocando con le fragilità? Perché queste sono persone fragili, sono persone che dovrebbero essere accompagnati in un percorso che non distrugga le loro famiglie, le loro vite, perché così poi funziona, si sgretola tutto e soprattutto questa fragilità che non è capita, perché è una malattia, cioè non è una cosa che da solo puoi guarire o puoi farcela, non ce la farai mai, perché le tentazioni sono tante, ce le hai dentro la casa, dentro il telefonino, nella televisione, è facile ricaderci. Prego, il lockdown l'ha dimostrato, prego.
Sì, allora io non lo so se veramente ci sia dell'intenzionalità per andare a giocare sulle fragilità. Quello che mi viene da dire è però sicuramente che c'è del disinteresse, non credo neanche bassa consapevolezza, proprio disinteresse oppure degli altri interessi. Banalmente il guardare non oltre il proprio naso, perché a volte, no, si dice insomma i 10 miliardi di euro che arrivano dai giochi d'azzardo sono più di 2 finanziarie. La vincita di 100 milioni, dottoressa Capitanucci, che ha tenuto banco una settimana. E sa, quelle sono anche delle modalità per promuovere questa illusione di speranza che, come dice lei, sicuramente nessuno è rimasto indifferente, no? Le persone che sentono sono stati vinti 100 milioni magari si immedesimano e dicono cavoli, però se gioco la prossima volta potrebbe capitare a me. È un po' puntare sulla speranza delle persone, e questo insomma forse non è tanto onesto, soprattutto nei periodi dove magari c'è un po' di difficoltà ad arrivare a fine mese, e di nuovo il circolo si chiude, perché è chiaro che chi è maggiormente sensibile ha come dire, ha un miraggio. Ecco, mi piace usare questa metafora, no? Cos'è il miraggio della pozza d'acqua nel deserto? Qualcosa a cui io anelo, aspiro, perché l'acqua è fondamentale per sopravvivere, però è tutto un'illusione. Attenzione, non sto dicendo che non si vince, perché anche questo è falso. Qualcuno che vince sicuramente c'è, però probabilmente come dire, da un punto di vista statistico queste vincite sono estremamente rare, per cui è veramente difficile che io possa dire questa persona che vince sarò io, anche se gioco. E anzi, la statistica ci dice che se io gioco costantemente, senza interruzioni, probabilmente ho più probabilità di perdere che non di conseguire una vincita, perché è certo che io, se gioco tutti i giorni, se gioco più volte al giorno, come dire, porto a casa meno di quello che investo in giochi d'azzardo. Il vero vincitore è quello che gioca una volta nella sua vita, ha la fortuna di imbroccare il numero giusto piuttosto che la sequenza fortunata, e poi si ferma lì. Ma anche questo la clinica ci dice che purtroppo non succede sempre, perché una vincita che io ho conseguito, una vincita importante all'inizio della mia carriera, mi motiva a riprovarci ancora e quindi a passare da essere un giocatore occasionale a diventare invece un giocatore costante, e poi con la rincorsa delle perdite, il bisogno di recuperare, diventare anche magari invece un giocatore problematico, eccessivo, perdere il controllo e quindi poi diventare un giocatore patologico senza nemmeno rendermene veramente conto, perché è un percorso lento e graduale. Dottoressa Capitanucci, quello che secondo me preoccupa è vedere come questi genitori con molta superficialità iniziano a far giocare questi bambini con questi maledetti mezzi di ultima generazione che abbiamo, senza rendersi conto che non va bene. Ecco, al volume anche molto alto, come ho raccontato che mi è successo di vedere, e queste bambine, queste due bambine anche molto piccole, che erano completamente estranee a tutto quello che le circondava. Perciò c'erano persone che entravano, non le salutavano, proprio loro erano talmente concentrate su quello che stavano giocando che non si accorgevano più di tutto quello che succedeva attorno a loro. Ma io lo trovo una cosa folle. Io la trovo veramente una cosa folle. Dottoressa, io l'ho invitata per parlarne, perché io capisco che ci sono genitori bravi, ma io devo parlare a quei genitori che non sono bravi e che stanno distruggendo queste creature, dando loro in mano delle armi potentissime, che sono armi che fanno molto male. Cosa vuole dire, dottoressa?
Ma allora, come dire, sicuramente il mezzo tecnologico è un qualcosa con cui il bambino di oggi è nato e cresce, a differenza di quello che succedeva anni addietro. E dirò di più, i genitori che hanno bimbi piccolini oggi, anche loro sono già nati nell'epoca digitale. Quindi è comprensibile da un lato che questo sia un po' il nuovo babysitter dell'odierna situazione, però come dice lei è anche estremamente pericoloso, perché se è vero, no? Lo osserviamo tutti, se siamo al ristorante, magari per tenere tranquillo un bambino mentre gli adulti stanno mangiando, si dà un tablet e il bambino, come dice lei, è totalmente assorbito e non reagisce più, ecco, questo ha una funzione tranquillizzante per tutto il tavolo, perché il bambino non ha più richieste, è immerso nella sua realtà, nel suo mondo di giochi piuttosto che, ma come dice lei si rischia di come dire, facilitare un'abitudine che può diventare una dipendenza. Ora va fatto anche un discorso più allargato che non solo i giochi d'azzardo online piuttosto che digitali possono produrre dipendenza, ma anche i giochi non d'azzardo, perché esistono proprio delle componenti tecniche di questi giochi, soprattutto i giochi interattivi che consentono al bambino di mettersi in gioco, di avere dei feedback mentre stanno svolgendo una sessione di gioco, che sono molto simili a quelli dei giochi d'azzardo, cioè la premialità casuale piuttosto che il poter conseguire degli incentivi, prendere dei punti, acquisire degli strumenti per raggiungere delle, come dire, dei livelli successivi di questo gioco. Devo dire che sicuramente i nonni, quindi quelli della nostra età, non sono quasi spesso nemmeno in grado di comprendere la pericolosità. Io quello che suggerisco è sempre affiancare i bambini nelle loro attività ludiche in generale, ma soprattutto nelle attività ludiche digitali e ancor più nelle attività ludiche online, cioè non lasciamo il bambino da solo con il suo tablet, men che meno se è connesso, ma vediamo come funzionano questi giochi e cerchiamo di capire se ci sono dei margini di rischio e di pericolo, che anche se un gioco è, come dire, autorizzato per bambini di alcune fasce di età, ecco, vigiliamo anche noi in modo attivo, quindi se i giochi danno una premialità che non dipende dall'abilità ma dipende dalla fortuna o dall'acquisto di skin, ecco, quelli sono dei giochi che potenzialmente sono particolarmente rischiosi e sarebbe opportuno non solo non farli giocare da soli, ma mi verrebbe da dire anche non farli proprio giocare affatto. Credo che vadano recuperate altre modalità di gioco, quindi i giochi in compagnia, i giochi di gruppo, i giochi di vertigine piuttosto che i giochi di abilità veri e propri. Magari giocare con l'arte e la cultura, dottoressa Capitanucci, visto che ne abbiamo un sacco e siamo musei cielo aperto, allora la porto a Possagno, andiamo a vedere questo video Canova Quattro Tempi prima di presentare un'altra graditissima ospite che è la dottoressa Moira Mascotto, direttrice Museo Canova di Possagno. Dottoressa Mascotto, è un piacere rivederla, grazie anche per questo video, soprattutto
l'importanza di saper accogliere questi bambini che poi sono bravissimi. Ecco, abbiamo visto il video anche della Fenice, questo video dove il direttore generale ha portato Puccini, questi bambini che eseguivano Puccini, che danzavano, ma quanto bravi sono. Forse questi sono i giochi che magari li intrigano anche di più, perché sono loro i protagonisti. Prego, dottoressa Mascotto, e sempre grazie. Buongiorno e grazie a lei, è sempre un piacere essere qui con voi e affrontare questi temi che sono molto importanti. Anche l'altra volta ne abbiamo parlato di quanto importante sia coinvolgere tutte le fasce d'età, e in particolar modo adesso parliamo dei ragazzi, coinvolgerli in quella che è la bellezza ma anche quello che è il mondo della manualità, e quindi associare quella che è l'esperienza museale, la visita, acquisire delle conoscenze storico-artistiche per poi anche mettere le mani sulla materia e fargli realizzare degli oggetti, dei piccoli lavoretti da poter riportare a casa e raccontare ai propri genitori, raccontare a chi li accoglie quello che ha vissuto durante la giornata. Penso che sia elaborare l'esperienza che va a completarla. Dottoressa Mascotto, prima avevamo il Walter De Cassan, presidente Federalberghi Belluno e Dolomiti, che ci raccontava di questo turismo che sta cambiando. È un turismo sempre più evoluto, è un turismo che veramente anche di nicchia a volte, dove sa quando arriva cosa visitare e dove vuole andare. Ecco, questo Canova, questo Possagno che tutti ci invidiano, perché veramente è una cosa incredibile. Com'è la situazione, dottoressa Mascotto? Allora, parlo grazie a delle analisi che abbiamo fatto proprio sul nostro pubblico, e quindi come ho già anticipato prima, il nostro pubblico è trasversale, quindi comprende ogni fascia d'età. E è un pubblico sì che arriva preparato, ma questo è giustificato dal fatto che il Museo Canova non ci passi per caso, non ci entri casualmente, ma per venire a Possagno sappiamo che una persona si deve comunque deve pianificare la sua esperienza, e questo ci dà ovviamente grande soddisfazione, perché quando noi interagiamo con loro arrivano appunto preparati, ma non abbastanza per scoprire qual è la bellezza dell'intero complesso. Aggiungo anche che stiamo lavorando per entrare più in collaborazione con quello che è un pubblico giovane, quindi non mi sto riferendo alla fascia di bambini che fortunatamente vengono a trovarci grazie alla propria mamma, al loro papà, ai loro genitori, o grazie agli educatori, alle scuole, ma quelli un po' più grandicelli, quelli che hanno già, che sono magari maggiorenni, che sono automuniti, che ruotano intorno ai 20 anni e che devono magari decidere se andare al museo o se andare magari a passare del tempo per fare aperitivo. Ovviamente niente di male su questo secondo aspetto, la socialità è una cosa importante che va curata, però vogliamo anche far passare il messaggio che il Museo Canova può essere un museo di comunità, dove appunto passare del tempo, del buon tempo insieme ai propri coetanei. E grazie per aver spiegato, ecco, l'importanza di credere nell'obiettivo, che è quello di attirare l'attenzione di queste persone che visitano e far capire che poi possono diventare i loro protagonisti, perché quando sei davanti a una statua o un quadro tu devi farti delle domande, perché lui poi ti risponderà, devi attenzionare questi occhi che guardano questa statua o questo quadro, è là l'importanza, devi fare domande e anche risposte, e questo è importante, non essere fuggitivo, veloce, devi ammirare l'opera. Prego, dottoressa.
Sì, sono d'accordo con lei, e queste domande a volte possono anche poi diventare quello che è l'humus per una sensibilità sociale, nel senso che conoscendo la nostra storia possiamo poi intravedere quello che potrebbe essere la nostra storia futura, capire da dove arriviamo per sapere dove stiamo andando e dove vogliamo andare. Aggiungo però un tassello nel coinvolgimento di questi giovani. Stiamo proprio lavorando, stiamo in dialogo con un organo che si è costituito, che è intitolato Giovani e Musei, mi scusi, e la volontà è proprio quella di interrogare i giovani, di coinvolgerli per farci aiutare in quello che è il nostro percorso, per intercettare delle politiche utili a facilitare quello che è la loro esperienza nel nostro museo. Quindi adesso è prematuro per mettere sul tavolo, per dire quali sono state il frutto di questi primi incontri che abbiamo avuto, ma spero di poterla aggiornare quanto prima e di raccontarle in che cosa sfocerà il percorso che stiamo facendo. Vede, dottoressa Mascotto, voi state facendo, lei e la sua squadra, un lavoro importante, perché state programmando, state pianificando il futuro che sarà anche di questi ragazzi, di queste persone che visiteranno questa meraviglia, come avete visto dalle immagini, che ringrazio il nostro regista Renato Capoia, perché veramente è delizia vedere queste cose. Quello che mi impressiona invece, dottoressa Capitanucci, è quello che ha detto il dottor Harry, il direttore generale della Fenice, quando lui ha spiegato l'importanza dei laboratori e che i genitori non vogliono essere ripresi quando creano assieme a questi ragazzi, ai loro figli, nei laboratori. C'è una vergogna. Ma nel 2024 dobbiamo ancora sentire che i genitori si vergognano di fare laboratori con i loro ragazzi, di essere ripresi, di poi rivedersi. Cosa dice, dottoressa Capitanucci? L'abbiamo persa? Eccola qua. Eccoci. Dico, è una cosa piuttosto curiosa, perché nell'epoca dei selfie, dove praticamente siamo ripresi in continuazione, anzi sembra che la ripresa sia quasi sostitutiva della vita, mi colpisce questo che è stato rilevato. Devo dire che riprendendo un po' le riflessioni che avete fatto, forse anche i giovani adulti vanno un po' accompagnati al recupero del bello e della socialità non digitale, perché forse è un'autocritica, no? La nostra generazione ha molto puntato su un'etica del lavoro, del dovere, del denaro, del costruirsi una posizione solida, magari perdendo un pochino quest'etica del bello e delle relazioni sociali che un po' non fanno più parte probabilmente di un vissuto condiviso. E allora ecco, io magari mi faccio il selfie durante l'aperitivo, ma non sono a mio agio nel farmi riprendere quando sto facendo un laboratorio con i miei figli. Ecco, questo credo che un po' imponga una riflessione più generale sul fatto che delle aree probabilmente tralasciate, trascurate in favore di altre aree per carità importanti, debbano un po' ritornare in auge, essere ricoltivate per trovare un po' un equilibrio dove ognuna di queste aree trovi un suo senso di essere. Come commenta invece la dottoressa Moira Mascotto questo direttore generale che pubblicamente dice: ma vi rendete conto che i genitori non vogliono essere presi mentre creano con i loro figli, che dovrebbe essere una cosa bellissima? Ecco, mettere assieme la famiglia, i genitori, i figli, giocare assieme, creare assieme, ammirare assieme. Ecco, quanto importante invece per questi ragazzi potrebbe essere questo percorso. Dottoressa Mascotto.
Sì, ovviamente è importantissimo e anche su questo poniamo grande attenzione. Quindi, per esempio, proprio domenica scorsa abbiamo fatto parte di quello che era il progetto Kid Pass e quindi le famiglie sono venute in museo, abbiamo letto insieme un libro, un fumetto realizzato da un artista che ha voluto fare la sua tesi di laurea qui da noi, ragionando proprio su Canova e quindi su uno dei cani che Canova ha modellato. Lei ne ha fatto un po' quello che era la guida per i più piccoli, quindi ha realizzato questo volume, questo fumetto. Domenica l'abbiamo presentato a bambini e a genitori e quindi c'era l'artista che si metteva a disposizione per parlarne e anche per disegnare appunto durante l'incontro. Ricordo anche che una volta al mese invitiamo le famiglie, quindi sempre bambini con i propri genitori, a passare del tempo in museo. Sono anche delle visite e dei laboratori gratuiti, quindi fanno la visita e fanno il laboratorio assieme, piccini e grandi. Quindi il nucleo familiare che lavora assieme per realizzare appunto qualcosa con le loro mani. Perché c'è un lavoro a monte molto importante che voi avete fatto con queste famiglie, con questi genitori, cioè niente nasce a caso, c'è un percorso che avete fatto. Prego, dottoressa Mascotto. Sì, assolutamente sì, sono, chiamiamoli investimenti che vogliamo fare, ma non sono investimenti per il museo, sono investimenti sulla società. E una cosa molto importante, adesso andiamo a vedere, proprio andiamo a Padova, questo centro dipendenze, gioco d'azzardo, poi lo commentiamo con la dottoressa Capitanucci. Andiamo a vedere. Taglio del nastro del nuovo centro digitale LOL Lab on Life dell'ULSS Euganea. Un laboratorio per educare all'uso responsabile dei nuovi media e della realtà virtuale. Nasce all'interno di un progetto sul tema del gioco d'azzardo, ma in realtà il centro educativo digitale parlerà anche di gioco d'azzardo alle fasce più giovani della popolazione, quindi adolescenti, ragazzi che frequentano inizialmente, abbiamo pensato come target la quarta superiore, ma piano piano ci porteremo anche alle scuole medie e alla popolazione generale, ma con l'idea di lavorare in un'ottica di prevenzione e quindi lavorare con ragazzi che non presentano particolari problematiche, ma devono essere aiutati solo a comprendere meglio tutta la tematica del digitale e quindi essere in qualche modo accompagnati a conoscere anche le dinamiche di inganno spesso che ci sono nel tema del gaming e dell'utilizzo dei videogiochi. 3 stanze in cui sperimentare e riflettere sui possibili rischi e le possibili dipendenze che le nuove tecnologie possono portare. Non vogliamo demonizzare questi strumenti assolutamente, solo che quando li usiamo dobbiamo essere consapevoli, noi adulti come i nostri figli. La nuova struttura è pensata per un'esperienza di 4 ore dedicata per ora agli studenti delle classi quarte delle superiori per prevenire l'insorgere di ludopatie. Stime dell'azienda sanitaria Euganea parlano di 8.000 persone in tutta la provincia che ne soffrono e che non emergono per paura e vergogna. Occorre appunto prevenirli, servono ovviamente operatori, tecnici che sappiano cogliere questo. Non sono solamente i tecnici e gli operatori che lavorano per esempio in questo centro, ma ci deve essere dopo una consapevolezza diffusa, una contaminazione comunque in molti ambienti di vita, sto pensando in particolar modo alla scuola, per far sì che tutti abbiano quegli elementi, quella sensibilità di saper cogliere la fragilità e di conseguenza poi anche indirizzare, sostenere il ragazzo, in questo caso appunto in un rafforzamento dei propri percorsi di vita, in un certo senso creare degli anticorpi psicologici. Dottoressa Capitanucci, la sensibilità di cogliere questa fragilità, prego.
Sì, credo sia molto importante fare proprio delle iniziative o addirittura dei centri come questo che è stato proposto a Padova per accompagnare e educare al digitale, proprio perché è un ambito in fondo molto recente dove ci si muove un po' a fatica, cioè ci si muove, si fanno delle cose ma la consapevolezza può essere limitata. Però mi piace l'idea di tornare ad affiancare, a stimolare, a proporre anche partecipazione attiva e protagonismo in esperienze di tipo, mi viene da dire, analogico, quindi non digitale, cioè riuscire a far fare delle esperienze piacevoli che si iscrivono in un tempo. Ecco, questo costruisce identità, che sia il laboratorio al museo, una visita guidata a una città, una passeggiata in montagna, un cercare di vedere l'aurora boreale come è stato venerdì notte alle nostre latitudini. Ecco, è un modo che non dobbiamo dimenticare, va accompagnato tanto quanto andiamo ad accompagnare ed educare al digitale. Io credo che davvero paradossalmente ci voglia anche un ritorno all'educazione all'analogico. Meno male che l'ha detto, dottoressa Capitanucci, meno male, perché qui parliamo di intelligenza artificiale, di educazione digitale. Mi sembra che non siamo nel percorso giusto, scusi se glielo dico, ma questi ragazzi, guardi, io ieri ho fatto una riunione, ho finito proprio alle 11:30 ieri sera con la messa in prova e ho visto una solitudine che è pazzesca, una solitudine che veramente, se non riusciamo veramente a parlare a queste persone, ad abbracciarle, a carezzarle, ascoltarle, non ne andiamo fuori. È questo che mi preoccupa, per questo ho detto questa mattina sono un salice piangente, dottoressa, perché ieri ho assistito proprio a una solitudine a 360 gradi, veramente che fa capire che forse tutti quanti dobbiamo forse fare più comunità, ecco, incontrarci di più, vedere di più, anche nel bello, essere accompagnati anche nell'arte. Anche l'arte, la cultura può far sì che questa dipendenza sia meno forte, in percorsi diversi, ma non col digitale. Io non ci credo, dottoressa. Ecco, io invece penso che queste persone devono essere prese per mano e essere accompagnate nel bello, ad ammirare la statua, il quadro, un fiume, la natura, un albero, ma vis-à-vis. Cosa dice dottoressa Mascotto? Quindi ovviamente sono d'accordo sull'importanza di passare del tempo assieme e di appunto lavorare con le mani, creare al di là di quello che può offrire la tecnologia. Noi d'altro canto ci avvaliamo della tecnologia, per noi è molto importante e quindi sta nascendo insieme ad altri progetti, come avrà capito, anche un progetto di digitalizzazione del nostro patrimonio sia mobile che immobile, e questo, le spiego, va in una duplice direzione, perché da una parte ci aiuta ad avere degli strumenti compensativi per quelle persone che magari, per esempio, hanno una difficoltà motoria. Quindi la casa natale dell'artista, uno degli edifici che compongono il nostro compendio museale, sappiamo che risale alla fine del Cinquecento e quindi non è attrezzato di ascensori, quindi a volte arrivano dei visitatori che per difficoltà varie, per motivi vari meglio, hanno difficoltà a salire le scale. Quindi avere degli strumenti che possiamo mettere a disposizione perché possano comunque vedere cosa c'è nei piani superiori, per noi è importante. È anche questo un modo per coinvolgere, un modo per essere inclusivi. Allo stesso tempo digitalizzare vuol dire anche conservare, preservare, perché dovessero esserci dei problemi che vanno in questa direzione, avere una banca dati a disposizione può aiutare il restauratore a recuperare la situazione.
È vero, però lei ha fatto bene a spiegare, bisogna dosare le cose, però io le ho tutte quante, non è che ti indico solo su una cosa, io ti faccio fare dei percorsi diversi in base anche alla persona che ho di fronte, a quello che questa persona desidera di fare con le proprie anche fragilità. Però ho i vari percorsi, ma io sento purtroppo veramente anche all'interno della scuola questi percorsi che sono tutti indirizzati più sul digitale ultimamente, perché è più veloce, i ragazzi sono più attenti a questo perché vivono di questo e questo non mi sembra che faccia bene. Cosa dice dottoressa Capitanucci? Poi ci salutiamo. Ma sì, certo, evidentemente non possiamo non prendere in considerazione che c'è stata un'evoluzione. Questa evoluzione va colta come un'opportunità, come diceva giustamente l'ospite che mi affianca, ma non può diventare sostitutiva, cioè è importante un equilibrio e un bilanciamento tra come io posso usare tutta questa tecnologia in modo supportivo senza dimenticare però anche il bello dell'analogico, dello stare insieme e quant'altro. Ecco, io credo che nell'equilibrio, no? Nel mezzo stia un po' lo star bene. Ricordiamoci proprio che non possiamo assolutamente pensare, fare gli anacronistici, che queste cose non ci sono, ma bisogna volgerle al nostro favore come supporto per il benessere, per il miglioramento della qualità della vita e non come la sostituzione. Ecco, sottolineo che è evidente il digitale porta con sé il rischio della solitudine, che era quello che accennava Mirella prima, perché è proprio un mezzo, no? Molto più consumabile da soli piuttosto che in compagnia. Anche diciamo, no, queste cose che abbiamo apprezzato durante il Covid, le riunioni di gruppo piuttosto che, ecco, vanno benissimo, devono essere un supporto, ma non possono poi sostituire quello che diceva lei, la parte fisica, no? La serata, la pacca sulla spalla, il ritrovarsi intorno a un piatto di minestra da mangiare insieme. Credo che davvero si debba trovare un equilibrio, non una da sola e non più l'altra da sola. Grazie alla dottoressa Daniela Capitanucci, presidente Azzardo e Nuove Dipendenze, di essere stata con noi. Grazie. Come ci saluta dottoressa Mascotto? Cosa vuole dire? Che appello vuole fare? Andiamo tutti a Possagno, si apre la primavera, speriamo, bellissima, paese stupendo. Prego, dottoressa Mascotto. Sì, io chiudo dandovi appuntamento sabato sera, perché sapete che è la notte, perché sono in chiusura. È la notte europea dei musei, quindi metteremo insieme bellezza scultorea, fotografia e musica, quindi appuntamento sabato sera dalle 17:30 in poi al Museo Canova di Possagno. Meglio di così non potevamo chiudere. Grazie anche alla dottoressa Moira Mascotto, direttrice Museo Canova di Possagno. Grazie. Adesso andiamo a pranzo con la ricetta di Mirella. Vermicelli a vongole in bianco. La vongola è un mollusco bivalve dalla conchiglia robusta di colore bianco, grigio, giallastro, con macchie e striature più scure. La conchiglia è formata da due parti distinte e uguali, le valve. Esse sono tenute insieme da un meccanismo a cerniera costituito da incastri. Ingredienti per 4 persone: 320 g di vermicelli, 600 g di vongole, 3 cucchiai di olio extravergine d'oliva, vino bianco, uno spicchio d'aglio, prezzemolo tritato, sale, pepe. Tenete le vongole in acqua e sale per alcune ore, poi sciacquatele. In una grande padella versate l'olio e mettete l'aglio tagliato a metà. Soffriggete l'aglio e toglietelo appena dorato. Versate le vongole.
Mescolate e cuocete con coperchio finché tutte le valve saranno aperte. E cospargetele di pepe. Con un mestolo forato togliete le vongole e tenetele da parte in una terrina. Filtrate il liquido delle vongole con un colino nella terrina. Sgusciate le vongole e tenetene alcune intere da parte per guarnizione. Nel frattempo portate a ebollizione l'acqua salata e fate cuocere i vermicelli. Rimettete le vongole in padella pulita e tiratele con del vino bianco. Scolate i vermicelli molto al dente e versateli nella padella con le vongole. Rigirate gli spaghetti e lasciateli insaporire. Guarnite con altro prezzemolo tritato e con le vongole con il guscio tenute da parte. Quindi servite. E buon appetito!